Ciao a tutti, benvenuti alla puntata 43 di Pub Live e oggi siamo qui in compagnia dei soliti Nick e Corrado, si aggiungerà tra un po' anche Claudio, ma siamo soprattutto in compagnia del nostro ospite speciale della puntata, Andrea Miola, giornalista sportivo di lungo corso, vorrei dire senza tema di smentite che sei uno dei decani della stampa sportiva padovana, Andrea. Ciao, grazie della tua Ciao, partecipazione. buona serata a tutti, ciao. Perfetto, allora Mm. parleremo di pochi argomenti oggi perché ormai il campionato è finito, quindi non ci saranno anteprime sulle prossime partite, ovviamente. Parleremo della bella vittoria a Cesena, inaspettata però comunque molto molto gradita, e poi parleremo del futuro del Padova, di Banzato, e Andrea ci potrà dare qualche lume in più su quello che sa lui e su quello che pensa lui, per quello che potrà essere il futuro prossimo del Padova. Intanto cominciamo subito con la partita Cesena-Padova. Oh, eccoci qua. Allora partiamo subito con questa partita. Io direi, vai tu Nick, facci un sunto di questa bella vittoria a Cesena. Vabbè, insomma, finalmente siamo riusciti a vedere una partita senza stress, senza ansia, perché veramente è stato un campionato veramente tosto sotto ogni punto di vista, almeno secondo me. E niente, insomma, dai, sono contento senza soffermarci troppo, secondo me, sulla prestazione, perché è stata una partita, come abbiamo detto prima della diretta, con un destino già deciso, insomma, quindi senza soffermarci troppo, son molto contento sinceramente, per i 2 gol di Di Maggio, perché comunque ho sentito anche il suo commento dopo la partita. È un ragazzo che si sta impegnando tanto e veramente sono contento per lui, son contento per il gol di Caprari, insomma il primo col Padova. Insomma si sa che c'erano tante aspettative su di lui, però magari che ne so, magari dandogli una chance anche per l'anno prossimo verrà fuori il suo vero valore. E son contento per Seghetti perché comunque onestamente tutti e 3 nelle ultime partite hanno avuto un aumento di rendimento, insomma stavano facendo un po' meglio tutti quanti nelle ultime partite, e quindi son contento per loro. E poi io ho trovato un dato, abbiamo un grande giornalista stasera, anzi ci tengo in diretta a fare i complimenti ad Andrea perché ho seguito tante volte i suoi articoli, quindi ti faccio i complimenti in diretta, ti seguo da tanto tempo. Troppo buono. E e dimmi se sbaglio, io ho visto che il Padova, come risultato migliore da neopromossa, si parla in Serie B, bisogna addirittura per tornare indietro a vedere un risultato migliore di quello che è il 10° posto di quest'anno. Ho visto che bisogna tornare indietro fino alla stagione 87-88 quando siamo arrivati noni da neopromossi in Serie B, quindi è un ottimo risultato secondo me quello che è arrivato alla fine del campionato. E quindi ci tengo a fare i complimenti un po' a tutta la squadra, allo staff, insomma è stato tutto sommato una buona stagione nonostante ci sono stati alti e bassi, e quindi insomma ci tenevo a fare un po' i complimenti a tutti, ai ragazzi, soprattutto che hanno dato tanti di loro il 200%, perché tanti erano veramente esordienti in Serie B, quindi tanto di cappello a loro, tanto di cappello a loro. Sì, vogliamo vedere rapidamente qualche numero sulla partita, giusto per dire, visto che ce l'abbiamo, lo tiriamo fuori. Allora, Cesena 58% di possesso palla, Padova 42%, abbastanza evidente, diciamo, per chi ha visto la partita. 30 tiri a 15, 30 tiri totali, quindi anche in curva, anche fuori dalla tangenziale, a 15, tiri in porta 11 a 7. E in alcuni di questi 11 anche, devo dire, Fortin si è disimpegnato piuttosto bene e li ha tirati fuori dalla porta. Poi 6 grandi occasioni a 2, 11 calci d'angolo a 3, 85% di passaggi contro 83, quindi equilibrata questa statistica. Cartellini gialli 2 a 4 per il Padova. Abbiamo vinto anche questa volta i cartellini gialli, evidentemente. Quindi non andrei neanche in cerca di vedere tutte le altre statistiche perché sinceramente è poco utile in questo contesto qua di questa partita.
mi limito appunto a osservare che sinceramente dopo che siamo partiti un po' a bomba e abbiamo segnato subito, si capiva chiaramente che era una partita un po' a briglia sciolta. Come viene, giochiamo con entusiasmo, tutte le squadre davanti e nessuno indietro, sia per noi che per loro. In effetti dopo il vantaggio iniziale abbiamo continuato ad attaccare, abbiamo lasciato praterie dietro nella nostra metà campo, e il Cesena, che è una squadra che sa verticalizzare abbastanza bene, devo dire, è riuscito a rifarsi sotto e poi nel finale del tempo, dopo il nostro pareggio, ha attaccato con pressione, con veemenza, riuscendo a pareggiare dopo che aveva rischiato la pelle su quel gol mangiato da Caprari, praticamente, che poteva essere quello del 4-2. Comunque va bene. Secondo tempo di possesso più sterile del Cesena, che non è riuscito a concretizzare. Poi il Padova invece ha chiuso la partita a 6-7 minuti dalla fine con il golasso di Seghetti. Dico golasso perché magari stilisticamente non è stato bellissimo da vedere, però come tempismo sì, è stato molto bravo Seghetti, soprattutto perché stava giocando con i crampi e non stava neanche più in piedi, però ha trovato le energie per andare a colpire quel pallone, a segnare. Non solo lì, poi anche nei minuti successivi ha continuato a impegnarsi. Veramente per me ottima la prestazione sua, non solo per i gol ma anche per l'impegno che ha messo in campo, e quindi non lo so, sentiamo anche Corrado cosa ne pensi di questa partita qua. Ma io la partita non l'ho vista né in diretta perché stavo lavorando, né sugli highlights perché era proprio una situazione che non ero con la testa sulla partita, ecco. Volevo solo puntualizzare una cosa con Nick. Guarda che credo il miglior risultato del Padova da neopromossa sia stato il quinto posto dell'83-84. No, intendo bisogna tornare indietro fino all'87-88 per avere un risultato migliore. Ok, poi ce ne sono stati altri. Okay, sì, ce ne sono stati altri, ma per arrivare a un risultato migliore del 10° posto da neopromossa in B bisogna arrivare all'87-88. Sì, anche perché non abbiamo vissuto tantissime promozioni in questi, esatto. in questi anni. In Serie B purtroppo no. Comunque mi è sembrata, mi pare di capire che è stata un po' la classica partita di fine campionato fra due squadre che non hanno più niente da chiedere e che giocano a briglie sciolte. Ma beh, noi sì, sicuramente. Il Cesena no, invece ci stava provando a vincere la partita in tutti i modi, però non ci è riuscito. Avevano qualche velleità di rientrare nella zona Anche mi pare che il Cesena nel girone di ritorno sia stato più in crisi di noi. Sì, hanno fatto 15, sì. Hanno fatto 15 punti nel girone di ritorno, quindi sì, si sono mangiati il campionato nella seconda metà della stagione, insomma, quindi però sono anche problemi loro, sinceramente io non mi posso certo angustiare pro domo sua, e quindi, ma non so se vuole aggiungere qualcosa su questa partita anche Andrea. Guarda, due numeri sono eloquenti: i 45 tiri in porta complessivi e i 45 tiri complessivi da una parte e dall'altra, e i 18 tiri in porta, cioè la dicono lunga sui pochi tatticismi di una gara, perché sono numeri veramente importanti che raramente si verificano. È vero però quello che si diceva, il Cesena un obiettivo ce l'aveva, andare ai playoff, anche se in un momento di crisi e tutto, comunque era un risultato importante, e magari per qualche giocatore poteva anche scattare un qualche premio di ingaggio, eccetera, perché di solito è uno degli obiettivi che vengono messi nei singoli contratti. E soprattutto Ashley Cole avrebbe avuto il rinnovo in caso di playoff. Esatto, quindi non era una partita di secondo piano dal loro punto di vista. Ecco, mi sarebbe incuriosito vedere qualche partita in più del Padova libero dal discorso salvezza. Per carità, oro colato, visto come è finita la partita col Pescara, al rigore, poi ne parleremo. Per cui dire che se Avellino il Padova l'avesse pareggiata quella partita sarebbe playoff è vero, però considerando come sono state le ultime partite e quanto si è sofferto quella col Pescara, va benissimo così, sì, e non andiamo a pensare ad altro.
Ma sì, Però mi assolutamente. sarebbe appunto piaciuto vederlo libero mentalmente e non a caso ha detto qualcosa del genere, ne parliamo dopo, Banzato, sul suo obiettivo per l'anno prossimo. Vero, vero. E è bello anche vedere che certi giocatori che magari hanno fatto fatica un po' a entrare nei meccanismi del Padova in queste ultime partite e giocatori che comunque sono di proprietà del Padova abbiano mostrato qualcosa di buono finalmente e abbiano dato un po' un senso al loro acquisto, anche se il giudizio nell'arco di un campionato intero deve anche considerare appunto quanto hanno giocato e come hanno giocato. Per 8-9 mesi non si possono giudicare solo per un mese, per 2 mesi, però sono dei finali di stagione che fanno ben sperare, anche se non devono anche ingannare nelle analisi, nelle valutazioni di fine stagione. Quanto al risultato del Padova, è vero quello che dici, ma a me rimane impresso un altro dato, che gli ultimi 2 campionati di B del Padova sono stati campionati in cui la squadra è retrocessa, perché parliamo del 2013-2014 sotto la gestione di Pennocchio, e poi l'anno dopo la promozione con Bisoli, che il primo anno il Padova poi subito sceso in Serie C. Per cui già questo è un meccanismo che si è interrotto, una maledizione, un tabù che si è sfatato, mentre non si è sfatato un altro tabù, quello che a parte Sandriani, dopo di lui tutti gli allenatori che hanno avuto una promozione nel Padova nella stagione successiva sono stati esonerati. Se fate un attimo un'analisi, l'unico che poi se l'è cavata è Sabatini, perché poi è stato richiamato in panchina, ma nessuno è riuscito a fare un campionato intero dopo aver fatto una promozione. Guarda, è una serie maledizione di questa piazza. In puntate precedenti ne abbiamo parlato di questa cosa, sottolineando appunto il fatto che Sandriani era l'allenatore di più lungo corso negli ultimi 30 anni, giusto? È l'unico che ha fatto 2 anni consecutivi sulla panchina del Padova negli ultimi 30 anni. Cioè, questa è già una statistica che parla da sola, vorrei dire. Beh, Sandriani mi pare sia rimasto con noi 5 stagioni, giusto? Sì. C'è qualche altro allenatore che è rimasto con noi così a lungo nel corso della nostra storia? Perché forse Rocco ha fatto parecchi anni. Herbert Burgess ancora negli anni 20 del secolo. Però dopo Rocco, diciamo, è Sandriani quello con più anni di panchina. Direi proprio di sì. Guarda, il mio telefonino, per averlo all'altezza giusta, è proprio sopra il tomo di Quarto Stadio, il famoso libro di Fantino Cocco e Paolo Donà, che potrei anche farvi vedere. Anche se mi metto a sfogliarlo per darvi questa statistica non mi vedete più. No, non ti preoccupare, non è Eccolo così. Ecco, vedi che Quarto Stadio è qualcosa che non può mancare. Ma sai che il sogno sarebbe anche difficile, sarebbe un'opera incredibile, però il sogno, anche per il legame che io avevo con Paolo Donà, sarebbe fare la continuazione, però è un lavoro veramente complicato e difficile. Ma lo sai che sarebbe il sogno anche mio? Però non è una cosa semplice. Io ho i tabellini, le statistiche me le sono tenute di tanti anni, tante stagioni, ma poi tutte le elaborazioni, però c'è un lavoraccio da fare, sì. Non è impossibile recuperare i dati, cioè se è stato fatto Quarto Stadio recuperando dati di inizio secolo, credo sia stato ancora più complicato. E in più aggiungo che ho visto un lampo strano negli occhi di Nick, che mi sa che ci sta pensando anche lui, vero? È aggiornato il 1992 se non mi sbaglio, Quarto Stadio, la stagione 91-92, sì, per cui insomma... Sì. Diciamo che vabbè, già mi sto rovesciando gli occhi su quello che ho iniziato perché è un lavoraccio, però adesso dove sei arrivato? 1927? Sono al 25. Al 25, ecco, hai solo 70 anni per arrivare più o meno. Dai, quasi arrivato, insomma. Vabbè, comunque io ragazzi ve la butto lì, il Padova è nato nel 1910, mancano 4 anni, 120 anni, volendo tempo ce ne sarebbe, io la butto lì. Sì, beh. Bene, allora volendo ne mancano 9 ai 125. Bene. Allora questa non è solo una puntata sul Padova, ma è anche un colloquio di lavoro, qualcosa del genere. Una fucina di idee. Una fucina di idee, perfetto. Ci sarà un po' di tempo ancora per parlarne in futuro. Intanto io direi che
per quanto riguarda Cesena Padova abbiamo chiuso qui e andiamo a vedere subito invece il bianco scudato d'oro. Oh, perfetto. Allora, Ultima intanto puntata della stagione, ultima tappa stagionale. esatto. E vediamo subito. Vai, commenta tu, Corrado, vai. Io direi che è stata una tappa, no, in cui si è visto che era una partita di fine campionato, perché di 16 giocatori che sono scesi in campo, 15 hanno preso almeno un voto. Perfetto. Che è una cosa abbastanza particolare per come siamo abituati, perché di solito la gente vota quei 2-3, a volte c'è un plebiscito su un giocatore solo, qui ce ne sono stati ben 15, addirittura Boy Ha ha preso 2 voti. Io non sapevo neanche che ce l'avevamo in rosa. Ha preso 2 voti. No, lui è uno della primavera che è aggregato esatto. dall'inizio della stagione, ha esordito anche bene, devo dire, cioè si è disimpegnato abbastanza bene, no? Direi, entrando negli ultimi 10-15 minuti, adesso non ricordo. Però cominciamo a scorrere un po' la classifica di questa tappa qui. Sì. Allora, vincitore, è una novità assoluta anche il vincitore, perché il giovane Di Maggio, soprannomineremo Joe Di Maggio, in memoria di un atleta di lungo corso più famoso di lui, che per la prima volta trionfa in una tappa del bianco scudato d'oro con 92 preferenze, e credo anche meritate, perché insomma ha fatto anche la sua prima doppietta da professionista, quindi se lo merita, no? Siete d'accordo? Sì, direi di Certo. Sì. Ha Poi onorato il suo cognome, possiamo dire. esatto. sì. Però gli manca una fidanzata come Marilyn Monroe, però. E poi comunque un premio, diciamo, oltre che per la doppietta appunto a Cesena, anche per quei 2 lanci, tagli che ha fatto decisivi su con la su Reggiana e partite con che l'Empoli. veramente contavano, perché veramente lì si giocava una stagione intera, per cui bisogna ricordare ecco, quegli exploit suoi, anche perché non erano lanci scontati, ecco, quindi merita un encomio anche per quello, quindi diciamo che è un bonus anche per quello che ha fatto poche domeniche prima, sabato. Mi verrebbe una domanda, ma me la riservo per dopo, che parleremo del futuro. Andiamo avanti? Comunque, vabbè, secondo posto Mattia Fortin, che credo ormai sia il suo congedo da Padova, perché lui sappiamo bene di proprietà dell'Ens. Mi fa piacere che si sia congedato con una prestazione positiva, perché comunque trovo che sia un bravo, trovo che sia un bravo ragazzo. Sicuramente come portiere può ancora migliorare, però è un ragazzo equilibrato, bravo, scavalcato da Sorrentino, che onestamente si è guadagnato e si è meritato il posto, non si può dire niente. Però sono contento che ci abbia regalato una prestazione positiva, ecco. Terzo posto un altro giovanissimo, Seghetti, 44 voti. Seghetti già quest'estate in Coppa Italia col Vicenza avevamo visto che dei numeri ce li aveva, no? Ha trovato poco spazio nel corso di questa stagione. Quando l'ha trovato si è fatto anche trovare pronto. Vedi il gol decisivo contro la Reggiana, per dirne una. Un giocatore sicuramente su cui fondare il nostro futuro. Penso che chiedo anche a voi, ragazzi. È di proprietà, è giovane, ha un contratto lungo, quindi non c'è alcuna ragione per il quale la cosa non deve proseguire nel modo migliore. Andiamo avanti un po' anche con il quarto posto di Fusi. Vabbè, poi c'è il solito stacco fra quei 3 del podio e il quarto classificato Luca Fusi, stagione positiva anche per lui, ma insomma parliamo di cose che Pietro Fusi, scusa, Luca Fusi era quello della Samp, Pietro è del Toro anche. Pietro Fusi, che appunto esordiente in Serie B, secondo me ha dimostrato di essere un giocatore assolutamente di categoria. Sì. E poi vabbè, adesso arriva tutta la serie dei voti nominali, dico io, no? Quelli che sono finiti in singola cifra. Cappelli 5, Caprari 5, poi dovrebbero essercene 2, 3, 4, Pastina, bene. Scorri pure, stagione molto positiva anche per lui.
Perotta, Boy, grandissimo Boy, che si è guadagnato subito 2 preferenze alla prima partita. Anzi, Anche lui prenderà il soprannome come Andrea Cano probabilmente, però visto il cognome, ma glissiamo per il momento. Sì, meglio che glissiamo, va. E poi fa Edo con 2 punti. Fa Edo, ma scorri pure perché arriviamo alla fine, buon aiuto, Ghiglione Giunti, vai. C'è pure Grande, Silva. è quello Jonathan Silva. Jonathan Silva ha preso un voto. Ha preso il voto anche lui. E poi Varas, che secondo me ha preso anche pochi voti per quello che si è visto nel corso della stagione. Sì, anche secondo me. Ma probabilmente perché ha giocato più a mezzo servizio, specialmente a Cesena, che è entrato mi pare a 20 minuti dalla fine. Comunque va bene, a noi non ci interessa niente, tanto a Kevin gli vogliamo bene comunque ed è forte nei nostri cuori. Come fai a non volergli bene a Varas? Ma sì, ma gli vogliamo bene a tutti questi giocatori qua. Certo. Poi c'è quello che si mette un po' più in evidenza di altri, però non toglie niente a nessun quello altro. Che si è messo più in evidenza di tutti, chi è stato? Andiamo a vedere la classifica finale. Adesso. Andiamo a vedere la classifica finale. Signore e signori, ho il piacere di annunciare il vincitore del Bianco Scudato d'Oro stagione 2025-26, che è Sorrentino. Ole! All'applauso. Bravo. 1343 preferenze. L'ho detto prima, si è preso il posto con merito, se l'è tenuto con merito, ha salvato la porta e il risultato anche in più di un'occasione nel corso della stagione, bisogna essere sinceri. Direi che ha salvato anche il nostro campionato, perché se va dentro il rigore del Pescara non so come vada a finire, onestamente. Non lo sapremo mai, per fortuna. Dobbiamo dire anche fortunato anche lui che ci è arrivato col piede, ma bravo, perché comunque non è da tutti. Piazza d'onore per Bortolussi, 981 preferenze, anche lui attaccante, fra l'altro finito in doppia cifra, ha dimostrato di meritare la categoria e spero che rimanga ancora con noi, perché è uno di quei giocatori che quando ce li hai te li tieni stretti, sono affidabili al 100%. Gradino più basso del podio per Pietro Fusi, non Luca. Pietro Fusi, 579 preferenze, abbiamo già detto di lui. E poi scorriamo tutti via tutti gli altri. Varas, arriviamo fino al 10º, giusto per chiudere un po'. Sì, fa Edo, poi c'è Fortin che si congeda a Padova, comunque con una stagione tutto sommato positiva, secondo me. Sì, se non può migliorare su alcuni aspetti, però stagione positiva, dai. Assolutamente. Ha parato un rigore anche lui, ricordiamolo. Sì, è vero. E mi permetto, senza nulla togliere a Sorrentino, non l'ha parato un ventenne, l'ha parato un certo Iemmello, insomma. Sì. Vero. Senza nulla togliere a Sorrentino, che comunque ha strameritato la vittoria. 7ª posizione per Pastina, purtroppo non è stato molto disponibile nel corso del campionato per problemi fisici. Quando è rientrato abbiamo visto, penso, anche un bel salto di qualità in difesa. Ti dico solo questo, la rosa è di 25-26 giocatori, adesso non mi ricordo esattamente. Lui ovviamente era ultimo perché non giocava mai, fermo da inizio stagione, in 9 presenze è arrivato 7º, quindi si è lasciato dietro una ventina di compagni. Questo già ti dice tutto sull'impatto che ha avuto nel finale di stagione, insomma, ecco. Questo basta e avanza, vorrei dire. Sai chi mi ricorda un po' Pastina? Non so. Te lo ricordi? Eri l'attaccante dello Stoccarda, quello tedesco di origine napoletana, Maurizio Gaudino. Che parlava solo tedesco e napoletano. Che l'hanno intervistato quella volta e faceva le domande in italiano, lui rispondeva in napoletano. E Pastina un po' uguale. No, sì, ha un po'. È un ragazzo di Napoli, è un ragazzo del sud, ma parla in italiano, ci ho parlato, quindi ti garantisco che è così. Ne ero pronto a istituire il premio Maurizio Gaudino, invece. No, comunque grande stagione anche per Pastina. Scorriamo pure Lasagna, speriamo di rivederlo presto.
Sgarbi, molto positivo il suo Sì, sì, arrivo, sì. si diceva che portasse sfiga perché tutte le squadre in cui giocava retrocedeva, abbiamo sfatato anche questo mito. Sì, Sì. questa pegola che girava intorno alla sua testa, insomma, nel passato recente perlomeno. Beh, ha fatto una bellissima stagione, fra Sì, l'altro. sì. Ecco, 10° classificato Harder, grandissimo esordio per lui, secondo me è un giocatore anche di futuro a venire, e di sicuro a venire, e che temo sarà difficile anche trattenere ancora. Da vedere, vediamo. Vedremo. Beh, se la Fiorentina se lo riprende, secondo me fanno bene, perché questo è un Sì, gran sì. Penso che in giocatore. Serie A la Fiorentina avrà altri problemi, altri giocatori da sistemare, e non vi dico neanche quello che ho appena sentito su una... Vabbè, apro una parentesi e la chiudo subito, se no non finisce più. Che c'è appunto questa inchiesta sui procuratori, sui mediatori calcistici, eccetera, Dimmi che hanno eccetera. arrestato Mirabelli, ti prego. No, però sta venendo fuori un po' di tutto sui procuratori più importanti, tra i quali ricordiamo Beppe Riso in particolare, Pastorello in particolare, e procuratori con i quali Mirabelli fa spesso e volentieri affari, e sono i due con i quali lavora di più, diciamo che lui lavora con 4-5 procure specifiche, ci sono sicuramente anche loro. Però vabbè, la Fiorentina è un po' finita in mezzo in questi casini per via di cessioni e acquisizioni strane, e quindi penso che avrà altri problemi a Fiorentina piuttosto che sistemare Harder, quindi vabbè, noi speriamo che resti, insomma, ecco. Chiusa parentesi. Comunque, tornando a noi, buon aiuto si piazza all'11° posto. Secondo me lui è un gran bel giocatore, però ho come l'impressione che non riesca a legare molto con lo spogliatoio o con l'allenatore, perché è strano. No, non credo che sia un problema interpersonale, non mi dà assolutamente l'idea che sia un No, rompipalle, anzi. no, non dico quello, dico che è strano che un giocatore della sua No, caratura è venga sempre. che è un giocatore, lui è un trequartista, e in una squadra come noi che si deve salvare, che gioca solo col 3-5-2, quando mai fa fatica a trovare posto, no? Cioè anche tatticamente. Non so cosa ne pensa Andrea. Ma sì, era una squadra con tante mezze punte che possono o esterni, o perché Papu Gomez, lo stesso Di Mariano, Caprari possono giocare sì come seconda punta, ma non è proprio il loro ruolo Già. ben Anche definito. Seghetti. Seghetti stesso, per cui ecco c'è stato un po' questo equivoco tattico, diciamo, quest'anno. Ecco, questa è una roba su cui spero l'anno prossimo ci sia maggiore chiarezza, perché tutto parte dal modulo e quindi dai giocatori funzionali a quel modulo. Si è sempre detto un sostituto vero di Bortolussi non c'era come caratteristica, anche se Lasagna può fare la prima punta e l'ha fatto anche bene in certi momenti. E al tempo stesso avevi tutti questi giocatori per cui tu ti aspettavi che sia un 4-3-2-1 oppure un 4-2-3-1, ma anche se difficile da attuare. Ovviamente devi prendere anche dei centrocampisti e dei difensori tali che possano reggere un modulo così difficile. E mi ricordo che il leitmotiv di ogni conferenza stampa con Androletti, quando le cose andavano bene col 3-5-2, era sempre ma usare un po' di più, cambiare modulo, eccetera. Nel momento che ha cambiato modulo, perché è arrivato Di Mariano e quindi nel 3-5-2 difficilmente di trovare una collocazione adeguata, la squadra è andata un po' in confusione, lo stesso allenatore. Un po' un copione che si era ripetuto 2 anni fa con Valente, che era un giocatore di qualità, per carità, ma che di cui arrivo aveva un po' costretto a cambiare le carte in tavola a Torrente, e anche lì la squadra che vi ricordate il girone di andata è rimbattuto, poi ha avuto delle difficoltà proprio perché per inserire questi giocatori si è dovuto rivedere qualcosa a livello tattico e le cose non sono andate bene. Probabilmente se la squadra avesse avuto un andamento migliore e le ultime giornate fosse stata più tranquilla, allora avrebbe usato anche dei moduli più offensivi, non avendo nulla da perdere e con la serenità mentale necessaria, e poteva anche regalarci qualche altra soddisfazione. Vero, ma tutto vero quello che hai citato. Mi ricordo che per esempio Torrente faceva giocare Valente come quinto di centrocampo, abbiamo visto Di Mariano faticare come seconda punta nel 3-5-2,
si sono messi si è messa insieme questa rosa in maniera un po' raffazzonata, e quindi anche i discorsi tattici sono un po' andati a farsi benedire. Però, chiusa sta parentesi, chiudiamo questo angolo del bianco scurato d'oro proclamando Alessandro Salentino vincitore di questa stagione 2025-26, e gli consegneremo quanto prima il premio, la targa premio, a lui personalmente, e quindi vi renderemo anche edotti di questa premiazione nelle prossime puntate. Quindi però intanto chiudiamola qui, e al limite se vuole Corrado, leggerci qualche saluto, qualche commento dalla chat intanto? Sì, ho la chat giusto aperta. Fino adesso pochi commenti, comunque segnalo quello di Roby che saluta Miola, giornalista serio e competente. Bene. Poi Seghetti chiede sempre Roby, Seghetti in lista per il miglior gol della giornata. Sì, è vero, l'ho visto su Facebook, sì. Il gol è bello, l'azione è bella, anche il cross di Capelli è bello. Non ho visto tutti gli altri gol, quindi non saprei dirti se è il migliore, però a me è piaciuto, ecco. Non lo so. Poi, vabbè, Dirty Record ci chiede l'ultima puntata della stagione, possiamo già rispondere no. Andremo avanti ancora, non abbiamo deciso fino a quando, perché siamo un po' estemporanei, no? Diciamo decidiamo che andremo avanti finché ce la facciamo a sopportare Corrado, quindi un paio di settimane. Allora secondo me questa è l'ultima. Direi che 2 o 3 puntate ci stiamo dentro. Poi attenzione, Mauro Canella, un saluto a tutti voi e complimenti in particolare a Corrado che seguo dai tempi del forum Padovanità. Quindi, come vedete, anch'io ho il mio stuolo di ammiratori. Ai tuoi piccoli fan? Non ho il mio stuolo di ammiratrici perché sono brutto, e in più sono titolare a detta di qualche fenomeno di legge 104, no? Quindi non posso pretendere più di tanto, però qualcuno che mi stima c'è. Poi, sempre Roby, per voi sarebbero da riconfermare quasi tutti, da quel che dite sembra di sì. Ma io ti dico la verità, quantomeno lo zoccolo duro della squadra io lo confermerei. Poi è chiaro che bisognerà fare degli innesti e molto ben mirati. Però a partire da Sorrentino, i Bortolussi, i Fusi, i Seghetti, Caprari, chi c'è, Pastina, io personalmente Sgarbi stesso li riconfermerei tutti, confermerei anche Di Maggio che secondo me ha evidenziato una crescita notevole nell'ultimo periodo. Se potessi confermerei Harder, però quello lì è un bel giocatore, secondo me se lo prendono e lo fanno esordire fanno una bella mossa. Non dimentichiamoci che Albertini esordì in Serie A subito dopo il Padova a 19 anni e in una Serie A che era molto 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 più difficile di quella attuale. Ma guarda, io copio e incollo, direi che per quanto riguarda il cosiddetto zoccolo duro, quei 7-8 giocatori che provengono dalla C, che fanno un po' parte del core di questa squadra, li confermerei più o meno tutti. È vero che ce ne sono 2 o 3 che sono in scadenza e speriamo che in qualche modo questo rinnovo venga. Io me li terrei tutti, li manterrei tutti comunque in rosa, poi si può valutare di volta in volta chi gioca titolare e chi sta in panchina, però questi li terrei più o meno tutti. Mi farei qualche ragionamento in più su magari un po' di nuovi che quest'anno non hanno funzionato per niente, mi farei qualche domanda più su quello. Però Enrico, allora facciamo una cosa, facciamo questa domanda alla fine del prossimo spezzone. Chi mandereste via? Vediamo cosa viene. No, ma intanto io cedo la parola a Andrea e chiedo a lui chi manterrebbe. No, diciamolo dopo, dai. Comunque la classifica vostra parla già chiaro. Se avete notato, i primi 6 posti, a parte Sorrentino, sono tutti giocatori della vecchia guardia ed esordienti in Serie B, e questa la dice lunga. Io credo che nella realtà ci saranno 9-10 volti nuovi, potrebbero bastarne 5 o 6, ma se fossero giocatori di grande qualità che
ci sono dei ruoli come le fasce che sono scoperte, secondo me, sì. e altri ruoli, vabbè, ma poi ne parliamo più in là. Comunque la vecchia guardia è stato proprio il motore di questo Padova di quest'anno, e anche nelle ultime gare, fermo restando che poi magari il match winner è stato un giocatore nuovo o l'azione principale, però era sempre un Padova con 7-8 undicesimi dell'anno scorso, ricordiamocelo. Sì. E credo che anche per loro il primo anno fosse un attimo di sperimentazione, di ambientamento alla categoria, per cui a mio avviso possono solo fare meglio un altro anno in Serie B. E poi non dimentichiamo le doti murali di questi giocatori che non a caso sono amatissimi dalla piazza, per cui prima di liberarsi tra virgolette di certi elementi, contratti o non contratti, io penso che bisogna pensarci seriamente, perché è vero che altri anni ci sono stati fatti errori con la precedente promozione, troppi rinnovi di contratto dei giocatori che erano stati promossi l'anno prima, eccetera, però questo è un gruppo diverso. Io continuo a dire e aggiungo anche l'allenatore, io sono convinto che questo gruppo con i giusti rinforzi, e a me piaceva molto Andreoletti, pure anche lui al debutto, siano delle risorse da cui non si può prescindere. Vero. Assolutamente d'accordo, infatti l'abbiamo detto in più di una puntata che il Padova si è tenuto a galla con i giocatori dell'anno scorso. Assolutamente sì, e sono appunto sì, confermiamo quindi insomma che questo zoccolo duro è per noi e per la stragrande maggioranza dei tifosi, perché noi ci parliamo con i tifosi, riceviamo messaggi dai tifosi, quindi un po' il polso della situazione ce l'abbiamo, modestamente parlando, e quindi sì, sono da tenere, e non solo da tenere questi, ma è anche da fare più attenzione nei prossimi acquisti, cioè quello è fondamentale. Esatto, nel senso che tante volte il DS cosa fa? Gli interessa un giocatore, chiama il procuratore dice sì, è bravissimo, è bellissimo, è fortissimo, mettiamoci d'accordo quanti soldi vuole questi, ok, a posto, viene qua. Invece a volte bisognerebbe anche un po' studiarseli questi giocatori come personalità, no? A volte sì, ti può andare bene che trovi il giocatore, il ragazzo serio, ragazzo che è sportivo, ragazzo che ha voglia, che ha ambizione, oppure ti trovi un ebete, un testa di cazzo che poi non si integra bene con il resto della squadra, che non ha la mentalità giusta. Quindi anche questo è un aspetto, quello psicologico, quello mentale, da considerare prima di investire in nuovi giocatori, insomma. Ecco, però lasciamo questo lavoro a chi di dovere. Magari chiudiamo velocemente le ultime cose. La chat. Allora, Alain Luciani, ciao Alain, mi dice Corrado numero 1. Alain, non è, anche a te lo devo dire, ho la 104, non potete prendermi così bene. Rudy Harris dice: e se arrivasse Lovisa come DS? Magari. E ti giro la domanda a Enrico, che so che è un suo è il mio pallino, però vabbè, abbiamo capito che resta Mirabelli, dai, anche se adesso c'è questa voce messa in giro. L'unica fonte che ho trovato è Padova Sport, e chi l'ha ripreso da Padova Sport, quindi infatti mi sembra una voce messa in giro, punto. Non c'è nessuno. Salmaso infatti ci chiede chi sarà mai la squadra di Serie A che vuole Mirabelli. Padova Sport, ti rispondo. Non lo so. Okay. Attendiamo sorprese. Al momento l'unica fonte è questa, e se ci fosse una squadra di Serie A che sta cercando un Mirabelli, o comunque sta cercando di cambiare DS, ci sarebbero un po' di giornalisti che seguono Serie A che riportano questa cosa, ma se c'è un'unica fonte al momento non lo so. Attendiamo, a Padova non ci sono altre fonti, quindi. Dal sito Gianluca Di Marzia cosa si legge? Non l'ho ancora, perché è molto visto. Vicino a Mirabelli, sapete, quindi quella mi era venuto in mente di andarlo a cercare, ma non ho fatto in tempo prima della trasmissione, quindi però se fosse uscito qualcosa sarebbe girato, sarebbe stato condiviso, e quindi si saprebbe. E teniamo sospeso il giudizio, può anche essere nulla da escludere, perché comunque insomma è un direttore sportivo che con uno dei budget più risicati ha portato a casa gli obiettivi in questi ultimi 2 anni, quindi ci sta che ci possa essere un interesse.
ci sta che siano voci, come sapete il mercato spesso ci sono delle dinamiche insomma, che vanno oltre quello che può sembrare normale, non per dire che non sarebbe normale che, visto che è già stato direttore sportivo del Milan e altre realtà, però voglio dire ci sono delle situazioni che possono sembrare strane, diciamo, nel mercato, ci sono movimenti tra virgolette tattici, ci sono, insomma, è una cosa un po' complessa, diciamo. Io dubito che ci sia una situazione, da come ha parlato di Mirabelli in chiave futura il patron e suo figlio, mi pare strano che non siano al corrente di eventuali situazioni così. Sì, Almeno infatti aspettiamo qualche giorno e ne avremo la controprova, però non lo so. Esatto. Sì, diciamo che fa un po' sensazione questa voce. Attendiamo altre notizie, altri riscontri più che altro. Altri riscontri di altre Infatti fonti. volevo girare una domanda proprio a Miola da parte di Tommaso Luise, che dice, lui risponde a Pier Antonio Salmaso, ma in realtà la domanda la faccio io, la butto lì. Dice, ho letto che Angelozzi lascerà Cagliari a fine stagione. Potrebbe essere il Cagliari la squadra interessata a Mirabelli? Si parlava di una squadra di una certa importanza, se non mi sbaglio, quando è stata data questa possibile soluzione per Mirabelli. A me viene da pensare squadre tipo, adesso lo dico, non Fiorentina, Bologna, di quel tipologia di squadra, diciamo, ecco, Torino, cose del genere. Adesso non ho elementi, ma come tipologia, caratteristiche della squadra potrebbe essere, anche perché non credo che per altre soluzioni, sapendo che c'è un presidente che, a detta di Banzato, un patron, Mirabelli stesso si è speso tanto perché venisse qui a comandare, tra virgolette, il Padova. Se vai via, vai per una piazza, perché la prospettiva padovana nel medio periodo, diciamo, non sbilanciamoci troppo, è di avere un futuro importante, quindi il momento in cui, voglio dire, dopo i tanti sacrifici di mercati a costo zero, adesso arriverebbe il momento di divertirsi per un direttore sportivo, per cui al di là delle situazioni ambientali, cioè, deve essere un'occasione veramente a cui non puoi dir di no. E infine chiudo l'ultima domanda. Robby ci chiede, Pappu lo teniamo? Robby, potuto pagarlo te, sei 250.000 euro da dargli. Ma penso che se non vuole andare via lui ha il contratto e il Padova onorerà il contratto, non mi pare che, a meno che non si trovi una soluzione per che lui voglia andare da un'altra parte, oppure, ma al momento non vedo uscite da questo punto di vista. Ha un contratto di 2 anni, non ci sono notizie, voci che possono far pensare qualcosa di diverso, e quindi penso che resti, insomma, ecco, al momento questa è la situazione. Sì. E basta. E poi infine c'è Cinzia Norbiato che non so chi sia, la Cinzia, la moglie di Claudio. Eccolo qua. sì, è arrivato. Cinzia Norbiato mi dice, Corrado, ti vogliamo come prof. Attenzione, che la situazione si sta scaldando. Dai, non facciamola così tragica, dai. Nel frattempo, mentre noi eravamo qua a sparare minchiate, è arrivato Claudio, è rimasto lì in attesa, in chat, e nessuno lo cagava, poveretto. Claudio, ci sei? Ho scritto 40 minuti fa, Claudio. Sì, esatto. Eccolo qua. Ciao Claudio. Ciao Claudio. Saluto Andrea Ciao Claudio. Con grande piacere. Ciao. Visto che sei arrivato adesso, intanto prima cosa ti facciamo gli auguri di buon compleanno. Sappiamo che oggi è il tuo compleanno e quindi auguri anche a te. 40 auguri Claudio. Grazie. Dopo i 40 non si festeggia più, però auguri lo stesso. È vero, hai ragione. E chi si ricorda più quando ce li avevo? Va bene, perfetto.
Io mi ricordo Allora, i miei 18 anni, ma i miei 40 me li sono dimenticati. meglio sì, meglio evitare, evitiamo questi shock. Direi che anche per questa abbiamo finito la sezione dedicata al bianco scudato d'oro e andiamo avanti a parlare di il Padova che verrà. Eccoci Oh, qua. eccoci qua, perfetto. Mi permetto un attimo di prendere la parola col permesso di Henry, dopo lascio Ma spazio. la tua rubrica è dopo, eh? La mia rubrica è dopo. Eh sì. No, ma io volevo dire una cosa velocissima, sai. Toglila Vedi? pure la rubrica di dopo. Non, È veloce, è veloce, va è bene, veloce, è dai, veloce. veloce. No, beh, come un po' tutti sapete, quelli che ci seguono, come avete saputo anche voi, io ho pubblicato un post sui social su Mirabelli, sulla sua riconferma, che ha scatenato diverse polemiche. Allora, volevo fare un po' questa precisazione, che non voglio adesso star qui a dire se Mirabelli è bravo, se è fortunato, se non voglio fare questo genere di discorsi, perché si riducono a una gara, passatemi il termine, a chi ce l'ha più lungo. Cioè, io sono dell'idea che è stato molto fortunato nelle ultime 2 stagioni, qualcun altro mi può dire non capisci niente, va benissimo. Io la cosa che vorrei precisare, io personalmente e gran parte della nostra tifoseria ce l'ha con Mirabelli, non perché sia incompetente o perché sia antipatico, o non solo per quei motivi, ma perché, e qui lo dico, Mirabelli è una persona che va in contrasto con quelli che sono i nostri valori come tifosi, come Calcio Padova. È una persona che va in contrasto e non lo vogliamo qua. Non starò qui a dilungarmi troppo, perché sennò facciamo veramente notte. Io vi dico solo che forse già la settimana prossima, vero Enrico? Sì. Avremo una puntata con un ospite in cui parleremo proprio di questo fatto di Mirabelli e sviscereremo la cosa. Io mi limito a dire quello: Mirabelli è una persona che non rispecchia i nostri valori. Mi permetto di aggiungere un'altra cosa, poi magari la approfondiremo in un altro momento. Spesso vengo anche, ecco, una cosa che mi dispiace non è tanto di vedere la gente che non è d'accordo con me, perché ci sta, non essere d'accordo, avere idee diverse è una cosa legittima. A me dispiace quando si trascende la mancanza di rispetto nei confronti delle persone. Io vi dico questo: qui dentro siamo in 4 e portiamo avanti la trasmissione e ognuno di noi ha la sua idea diversa su Mirabelli, eppure ci siamo sempre rispettati. Io non sono poco democratico, io non accetto determinati atteggiamenti sulle nostre pagine social, non accetto discorsi del tipo comprati te il Padova e vediamo quanto sei bravo, perché è la negazione stessa dell'essere tifoso. Il tifoso commenta la sua squadra e se cominciamo a ragionare allora compratela te la squadra, si perde tutto. Non accetto discorsi, neanche li commento, discorsi del tipo contestate Mirabelli perché non vi dà i biglietti. Io personalmente mai chiesto biglietti a un direttore sportivo. Non accetto altri tipi di discorsi, quindi ecco, se a volte vi sembro poco democratico, perché ho cacciato delle persone dalla pagina e lo ammetto, le ho cacciate. Non l'ho fatto perché erano in disaccordo con me, l'ho fatto perché non accetto un certo modo di porsi. Poi posso avere ragione o torto, non c'è problema, io sono 50 anni che sono dalla parte del torto praticamente, ho avuto discussioni anche oggi, Enrico lo sa, però ripeto, c'è un limite. Molte persone purtroppo non conoscono bene il significato della parola rispetto, e non mi riferisco a rispetto da strada o da stadio, parlo proprio del rispetto che si deve a una persona in quanto tale. E questo mi premeva dire,
Adesso lascio spazio ad Andrea e a tutti gli altri per parlare del futuro. Ma sì, allora faccio un piccolo preambolo a questo segmento qua. Noi adesso, dato siamo onorati della presenza di Andrea Meola, noto giornalista sportivo, e io ho pensato di invitare lui perché appunto in tempi non sospetti, mesi fa, lui mi diceva che era molto convinto, prima ancora della cessione parlo proprio alla fine del 2025, lui era molto convinto che questa cessione sarebbe andata in porto, che sarebbe arrivato Banzato, e soprattutto delle reali ambizioni di Banzato nel gestire questo Padova, nel dargli un futuro diverso da quello gramo e abbastanza grigio visto negli ultimi anni della gestione Urgulian. Quindi diciamo che ho pensato a lui proprio per introdurci, per spiegarci meglio questo personaggio Banzato, perché noi appunto in questi primi mesi dal cambio di gestione lo abbiamo visto e sentito poco. Ieri per la prima volta in televisione abbiamo avuto occasione di capire qualcosa in più, sicuramente molto di più di prima, però comunque questo impeto, questo interesse di avere più il polso della situazione per quanto riguarda la gestione Banzato, la chiediamo proprio a te Andrea, che hai avuto più occasioni di parlare proprio direttamente con Alessandro Banzato, farti un'idea un po' sia della persona ma anche in generale di quello che potrà essere il suo programma nel gestire il calcio Padova, insomma. Guarda, secondo me quella data di gennaio in cui è stato ufficializzato il passaggio di proprietà vale quanto la promozione in Serie B o la salvezza di quest'anno, e credo che abbia anche inciso sul risultato finale, nel senso che il sapere che se il Padova restava in Serie B si apriva un futuro di ben altro spessore rispetto al vivacchiare degli ultimi 2 o 3 anni della gestione Gurian, che all'inizio ha speso i soldi però senza portare a casa il risultato, anche per sfortuna, anche per altri elementi. Però io sono convinto che non ci fosse stato un cambio societario, poteva anche salvarsi il Padova, ma poi cosa facevi? Sostituivi Silva con un'altra scommessa, sostituivi Baselli con un'altra scommessa. Invece qui c'è la possibilità di guardare in grande, perché se avete ascoltato ieri le dichiarazioni di Banzato, ha parlato di cose importanti, ha parlato di infrastrutture, ha parlato di stadio, ha parlato di centro giovanile e non solo di rendering come succedeva in passato o con investimenti di poco conto. Sia lui che il figlio hanno parlato di possibilità di restare anche 20-30 anni in sella al Padova. Cioè, sono cose che raramente senti dire a un imprenditore che opera nello sport, e non stiamo parlando di un ciarlatano, perché una persona che comanda un impero della siderurgia, una persona che già ha operato nel mondo dello sport, anche se in uno sport profondamente diverso dal calcio, anche a livello di pressioni. E io posso dire che abbiamo a che fare con una persona di grande spessore e un padovano, come tutti volevamo. E voi guardate, io mi ricordo che in occasione del cambio societario avevo fatto un articolo per ricordare che tutti i più grandi successi del Padova nella sua storia sono sempre quasi coincisi con padovani alla guida o proprietari della società. Tra l'altro un padovano che opera, verrebbe da dire, non è che abbia un tornaconto personale, lui opera per il bene della città. Lui di nascosto, o meglio non di nascosto perché sembra una cosa, senza farsi pubblicità, lui ha già fatto tante cose per la città, restauri, sponsorizzato, è una persona che ci tiene alla propria città, che ha fatto la fortuna nella propria città e che vuole ricambiarla. Non è uno che ama la visibilità, non è che lo fa perché vuole apparire, non è la persona che vedremo apparirà quelle poche volte, però quando parla chiaro, esprime dei concetti ben precisi, e io devo dire, penso che tutti i padovani devono essere felici di questa situazione, e se anche ci fosse qualche momento di difficoltà, qualche scelta non condivisa, secondo me quello che si deve fare è far sì che questa persona veramente
rimanga a lungo a Padova, perché sono convinto che può portarci, perché a livello economico abbiamo avuto altre persone di grandi potenzialità, da Cestaro, dallo stesso Gurliani, eccetera. Però Cestaro c'era un problema di gestione della società, mancava un'organizzazione, mancava tutto. Diciamo che con i soldi di Cestaro e l'attuale dirigenza, gradita o non gradita, probabilmente avremmo ottenuto dei risultati già importanti adesso. Vi dico, Bazzato apre una nuova epoca, era il sogno, poi si va controtendenza, siamo abituati in un calcio in cui i fondi arrivano i coreani, gli indonesiani, gli americani, i russi, ma questi hanno solo interessi economici. Per carità, l'interesse economico loro può coincidere il nostro, perché è solo in Serie A che ci guadagni poi veramente. Questa è una persona che ha ambizioni e non le nasconde, ma che al tempo stesso verrebbe da dire che è quasi al servizio della città. Per cui anche dal punto di vista giornalistico si è parlato ieri io non lo conoscevo Bazzato di persona fino a giugno dell'anno scorso, sapevo che era il presidente del rugby, sapevo che aveva questa attività, che era stato accostato più volte al Padova, forse una volta c'era anche andato un po' vicino, insomma, però ho avuto modo di conoscerlo a una serata al Cenacolo. Dopodiché qualche giorno dopo ha invitato a un pranzo in azienda il sottoscritto, ne ha parlato anche ieri, non citando me, però insieme a Giorgio Borile e Stefano Hegel. E diciamo che anche noi giornalisti siamo andati contro la possibilità di poter dire per primi un qualcosa, uno scoop, eccetera. Cioè, per il bene di questa trattativa l'abbiamo tenuta quasi nascosta, ci sono state altre trattative ma che non erano poi così sviluppate, ma erano più fuorvianti per distogliere l'attenzione, perché l'obiettivo non era quello di scrivere per primi che arrivava questa persona, ma far sì che arrivasse veramente. Il risultato è stato portato a casa, godiamocelo. E ribadisco, se le ultime partite nei momenti di difficoltà c'era così tanta gente a Lugano, oltre che per la nuova curva, e la squadra ha dato l'anima fino all'ultimo, era perché sapeva che non era un successo parziale e poi si rivacchiava, ma perché salvarsi quest'anno in Serie B era proprio il presupposto, il primo mattone per guardare un futuro che può regalare grandi soddisfazioni. Mi sono un po' dilungato, No, però no, penso assolutamente hai fatto bene. Attendiamo da te un contributo di questo tipo, che è senz'altro utile e chiarificatore. Curiosità che mi è venuta adesso in questo momento, ma in questa cena, insomma, dove hai avuto occasione di conoscerlo, oltre magari a spiegarsi lui, a mettere un po' in evidenza che intenzioni aveva, quali programmi aveva, vi ha anche chiesto a voi giornalisti di capire un po' meglio la situazione, di avere un po' il polso della situazione al Padova, oppure... Ma secondo me lo scopo di quell'incontro era un po' per capire anche in uno degli elementi della piazza, che è importante, che è quello della stampa, quali erano gli umori e quali erano le idee, le sensazioni. Ovviamente da parte di tutti è arrivato proprio un invito abbastanza anche esagerato nel dire di buttarsi in questa avventura. Per come la dice non sarà un'avventura sola, però c'è stata una grossa spinta, come c'è stata anche dall'amministrazione comunale, come c'è stato un po' dalla piazza nel suo complesso. Diciamo che appunto ci si lamentava sulla comunicazione della società in questo periodo, ma sapete bene che quando ci sono trattative commerciali così importanti si tiene sempre un profilo basso, è scontato e quello che conta, come si dice, è il risultato finale. Ha fatto capire che tiene molto al Padova, ma l'ha detto poi in conferenza stampa, cioè non ha detto cose particolari, diciamo che l'abbiamo sentita a giugno invece che a gennaio, però il fatto che lui sin da ragazzino seguisse il Padova, che andava con la Vespa quando il Padova era in C2, giocava col Monselice, l'Adriese, gli anni di Vitale Pezzato, di Pillon, Battilani, eccetera, esatto, quegli anni lì. E lui era con tutta la famiglia, naturalmente era a Lumezzane a festeggiare la promozione del Padova, e ha fatto capire che il calcio
tutto sommato gli piaceva, lo appassionava più del rugby. In quel momento c'era ancora in ballo il discorso della URC, se non mi sbaglio, cioè il campionato europeo del rugby, per cui c'era questa possibilità che la franchigia in mano alla federazione potesse andare, però era un'ipotesi tutto sommato remota. Lì la risposta, il più grosso indizio che sarebbe arrivato mangiato a Padova è il fatto che l'Ebrea, che è l'altra squadra che ce l'aveva, a ottobre-novembre ha rinnovato per 2 o 3 anni tutti i contratti ai propri giocatori più importanti, il che significava che aveva avuto una qualche rassicurazione dalla federazione del rugby. Sì, Parma. Che La federazione ha avrebbero pagato avuto milioni per continuare a far giocare questa squadra, quindi Esatto. ha tagliato fuori di fatto il Petrarca nell'acquisizione della licenza URC. In Però quel momento lui aveva parlato di una sponsor che sarebbe stato sponsor del Padova e sembrava Di Maglia, poi in realtà lo è stato, diciamo, con altra maniera, ma con un già primo contributo importante. Anche lì è stato un contributo, già quello la dice lunga, perché se fai lo sponsor di maglia è anche un ritorno di immagine. Lui invece la sua sponsorizzazione l'ha fatta senza grandi ritorni, cioè non conforme, che gli davano una maggiore pubblicità. È stato proprio un sostegno che ha dato alla società. Se non ricordo male, quei soldi sono stati utilizzati per la hospitality area? Sì, per cose del genere, sì, ma voglio dire, avere il proprio nome nella maglia in Serie B darebbe molto più visibilità che non sistemare la hospitality. Ecco, situazioni tipo quelle dei seggiolini, chi fa cosa, eccetera, io credo che con questa proprietà magari quantomeno dice: intanto metto io i soldi, li mettiamo i seggiolini e ampliamo la capienza del Lugano quantomeno in tutti i settori delle tribune, per esempio. Parleremo di questo, sì. Ecco, esatto, voglio dire, questa è una persona che da quello che ha fatto capire anche ieri non ha problemi, non ci saranno, ecco, quelle situazioni, quegli screzi che sono venuti in passato, ma ribadisco, allora, io vedo molto bene tutto questo. No, questo è chiaro, abbiamo ben compreso la tua posizione quello che avevamo capito in questi mesi è che sicuramente lui è una persona abbastanza ritrosa, non parla molto volentieri, molto spesso con la stampa, e ha parlato ieri, ha fatto capire appunto alcuni progetti di base, quindi il discorso del centro sportivo a Breseo, ed è una mossa giusta secondo me, perché potrebbe essere un buon ritorno in una struttura valida e che dà funzionalità che ora il Padova non ha, non solo per la prima squadra ma anche per le giovanili. Lo stadio è di là da vedere, insomma ha fatto tutta una serie di programmazioni, ha accennato più che altro, non si è sbottonato tantissimo, a volte bisogna un po' tirargli fuori con le tenaglie le cose, perché penso sia anche una questione caratteriale di sua personale, diciamo, però appunto noi da quando è arrivato abbiamo notato delle aspettative altissime nella tifoseria, cioè c'è tantissima gente, specialmente nei social, magari con quelli che vivono di più la squadra, che vengono allo stadio sempre, con i quali parliamo direttamente, ci può essere già una situazione un po' più variegata di attendismo, però sui social si nota tantissimo delle aspettative veramente altissime, forse anche esagerate, vorrei dire, perché anche quello che hai detto ieri, gente che parla di adesso investiamo decine di milioni, facciamo la squadra da playoff minimo e lottiamo per andare in Serie A, se non quest'anno l'anno prossimo, tutte cose che ieri sinceramente non sono emerse da quello che ha detto fondamentalmente che la squadra dovrà rinforzarsi per fare una salvezza tranquilla, per una vita di metà classifica senza particolari grilli per la testa, giustamente, perché comunque il Padova non è promossa, quest'anno ha fatto una bella salvezza, il passo successivo non è quello di andare in Serie A, e nelle coppe europee è casomai quello di stabilizzarsi nella categoria, acquisire valore tecnico, acquisire valore economico, quindi sono cose che si fanno per step, però noto questa discrepanza tra tanti tifosi sui social che hanno aspettative forse troppo alte e quello che poi invece lui ragionevolmente può pensare
mettere in campo già per la prossima stagione, perché adesso io non ho ancora sentito né parlare di quanti giocatori andranno, quanti giocatori arriveranno, quanti soldi verranno messi come budget, cioè, è tutto di là da venire. Tu ti sei fatto un po' un'idea di queste cose qui? Allora, considera che oggi cos'è? Martedì, il campionato è finito venerdì. No, ma infatti sono tutte chiacchiere in libertà, no? Per quello ecco, che si sa adesso. quello che può essere visto da qualcuno negativamente, non credo che lui abbia una ritrosia e parli poco con i giornalisti, quello che dice. Lui ha tenuto un profilo basso, ma credo fosse anche giusto, perché comunque questo campionato non era un campionato di gestione Banzato, era un campionato di gestione Giuliano, quindi ha lasciato che la squadra con la propria dirigenza e con andasse avanti così, ha tenuto un profilo basso che può essere anche condiviso, però finito il campionato hanno già parlato sia il figlio che è vicepresidente e che è in CDA, sia il padre, e comunque lui ha parlato per i fatti, perché se ricordate a gennaio Giunti non arrivava per una questione di 20-30 mila euro, in un attimo con lui la questione si è chiusa, e poi soprattutto sono arrivati giocatori come Di Mariano, Caprari, che a livello di ingaggio non sono certo gli ultimi della Serie B, sono giocatori importanti, quindi già qui si è visto che se c'è bisogno è una persona che metterà le risorse che servono. Non credo è una persona intelligente, non credo che sia uno che spende e spande, anche perché si è visto quest'anno e in tanti altri anni che non necessariamente il mettere tantissimi soldi significa ottenere i risultati, anzi poi ti metti nei guai, perché se poi ti ritrovi in una categoria inferiore con ingaggi milionari, insomma, rischi veramente di chiudere bottega. Sì. Quindi ma proprio perché lui apprezza anche questo gruppo e anche perché vorrebbe muoversi all'insegna di una continuità anche a livello societario e dirigenziale, cosa che sono consapevole può vedere persone contente o persone meno contente, possiamo parlare anche di questo. Significa che anche lui voglia arrivare a un risultato importante, ma arrivandoci con i giusti passi, facendo i giusti gradini, evitando di fare un unico salto che se poi non raggiungi il gradino caschi e ti spacchi la testa. Quindi io credo che nel medio periodo, diciamo, gli obiettivi saranno importanti. Comunque, se ci pensate, se si dice far meglio di quest'anno, con 3 punti in più, ne parlavamo prima, se tu la partita con l'Avellino, in cui l'Avellino aveva dominato, per dire la verità, al 35esimo Di Mariano colpisce una traversa, al 93esimo e 40 secondi prendi il gol della vittoria dell'Avellino. Se voi togliete 2 punti all'Avellino, ne date uno al Padova, sono pari negli scontri diretti, in differenza reti il Padova era messo meglio, il Padova sarebbe ai playoff. È un discorso fuori luogo, perché con quello che è successo col Pescara è oro colato che il Padova si sia salvato, sia andato tutto bene, anche perché ha avuto anche un po' di fortuna nelle ultime partite casalinghe con la Reggiana, con l'Empoli. Insomma, gli dei del calcio finalmente si sono un po' ricordati di noi. Però, per dire, avete visto com'è la Serie B, cioè tra andare ai play-out e andare ai play-off è un attimo, quindi se già il primo step è un campionato, che so, stile Catanzaro, e poi se la gioca ai play-off, già, insomma, io credo che già la piazza comincia a divertirsi. Ma sarebbe tanta roba, ma assolutamente sarebbe tanta roba, sì. ma questa è una cosa ragionevole da aspettarsi. E meno ragionevole erano tutte queste aspettative milionarie di cose poco verosimili, secondo me. Cioè, appunto, io non ho mai avuto questa impressione di Banzato come un cestaro che arriva, spende, spande e ne fa di tutti i colori. Anzi, mi pare uno che sta cercando di entrare in società in punta di piedi, e la cosa che ci ha fatto un po' a noi personalmente un po' storcere il naso è che arriva la gestione nuova, però non cambia niente nella dirigenza, e quindi cioè si cambia tutto ma non si cambia niente per il momento. Non c'è segnale di discontinuità, c'è un nuovo presidente che porterà più soldi e che gli darà più respiro a questa dirigenza, però sinceramente tanti tifosi speravano che ci fosse un segnale diverso da questo punto di vista, che ci fosse una proprietà già più. L'impressione mia, vista l'intervista di ieri, è che lui comunque stia entrando un po' in punta di piedi. È un mondo anche
nuovo anche per lui, sta cercando di rendersi conto di come funziona la macchina Padova e non vuole in questo momento stravolgere quello che sta già funzionando in società, insomma, quindi andrà molto per gradi, insomma, secondo me, come impressione, ecco, non so se mi sbaglio. Certo, sai, tante volte appena arrivati a mettere subito mani rischi anche di fare danni. Non è scontato che metterci subito le mani in una realtà in cui sei appena arrivato porti dei benefici. E poi ribadisco, la figura di Mirabelli è un po' controversa, è un motivo di discussione, diciamo, nella piazza, e lo sappiamo benissimo. Io personalmente non sono una persona che dice promosso bocciato, io sono quello che divide la lavagna in due parti e dice vediamo cosa c'è stato di positivo da una parte e cosa c'è stato di negativo dall'altra, e questo vale per lui, può valere per un giocatore, può valere per l'andamento della squadra, cioè le analisi non sempre è bianco e nero, ecco, bisogna vedere gli aspetti positivi e gli aspetti negativi e capire quali sono i tasti sulla base del quale poi viene fatta una scelta, ecco. È vero, ecco, comunque una cosa va data a Mirabelli, se io sono coerente con quello che ho detto prima, se Mirabelli ha avuto veramente, come ha detto Banzato, un ruolo importante perché probabilmente ha fatto vedere i conti, ha fatto vedere com'era la situazione dei giocatori, che forse era il momento giusto, se lui ha avuto un ruolo importante per fare arrivare Banzato, credetemi che le azioni di Mirabelli per questo aspetto devono salire, fermo restando che il suo modo di gestirsi, diciamo, a livello umano di comunicazione, anche a me pone qualche perplessità, diciamo, insomma, dalla piazza lo sappiamo benissimo che non è amatissimo. Poi i risultati ultimi sono dalla sua parte, il mercato non sempre lo è stato, e devo dire, ecco, una curiosità, il Mirabelli che ha avuto soldi a disposizione finora, che giocatori ha preso? Ha preso Dezzi appena arrivato, se vi ricordate, sì. E quest'anno ha preso Caprari e Di Mariano. Allora, secondo me, vista la nuova prospettiva, effettivamente Mirabelli è più da capire come si muove quando c'è la disponibilità economica. Esatto. Perché quando non ci sono i soldi, tra virgolette, o meglio, quando ce ne sono meno delle squadre favorite, perché voglio dire, il Padova dell'anno scorso non è che non abbia messo soldi, però ne ha messi molto meno del Vicenza. Allora, se a Mirabelli bisogna dare... Allora, se diciamo che quest'anno la squadra si è salvata grazie alla vecchia guardia, da una parte è una bocciatura parziale del mercato di quest'anno di Mirabelli, dall'altro va riconosciuto che nella costruzione della vecchia guardia lui ha avuto un ruolo, per cui ecco, questo per farvi capire che della stessa persona ci sono delle cose positive e delle cose meno positive. Esatto. Quindi è un po' più complessa, ecco, l'analisi sull'andamento. È vero, infatti, ma noi una cosa sola, Enrico, scusami. vai. Volevo solo dire, poi ti lascio parlare, a tutti quelli che sono in ascolto, che vedo che sono tanti, se avete domande da porre anche ad Andrea, potete farlo utilizzando la chat, ovviamente domande inerenti all'argomento, al futuro del calcio Padova. Continua pure, Henry, scusa per l'interruzione. Io ti faccio l'ultima domanda mia personale e dopo lascio spazio anche agli altri di partecipare al discorso. Fatto che appunto il Padova di Urgulian quest'anno ha fatto un campionato di Serie B da neopromossa con un budget di 7,7 milioni, una roba del genere. Ragionevolmente, tu ti sei fatto un'idea di quanto può mettere Banzato per affrontare la prossima stagione, una stagione che sarà di consolidamento in Serie B, diciamo, ecco. Però ho letto di tutto in giro, quindi mi sembrano veramente cifre irrealistiche. Secondo te qual è il salto successivo che ha intenzione di fare Banzato e cosa può servire il Padova in termini di budget per andare a parare su quella zona di tranquillità di cui parlavamo prima? Cioè, dammi un po' una tua idea. A livello di budget mi verrebbe da dirti il giusto, nel senso che non è che possiamo dire da 7 passa a 10, passa a 12, passa...
Sinceramente, numeri io non riesco a darteli, nel senso che adesso non è Sì, ancora sono tutte stime nasometriche. esatto. Dipende un attimo da anche elementi, comunque da quello che lui ha detto, già più o meno un'idea su quello che metterà di budget l'ha fatto. Ecco, una cosa importante che il budget non bisogna considerare solo la prima squadra, ma il settore giovanile, che pure ha permesso al Padova di avere degli introiti importanti con i suoi giocatori, però si è leggermente impoverita perché negli ultimi anni obiettivamente gli investimenti sono stati più bassi e quindi inevitabilmente alla lunga ne paghi le conseguenze. Quindi ecco, un'altra cosa importante è che dovrebbe esserci un importante aumento delle risorse sul settore giovanile. Questo non è un aspetto secondario e non è che venga fatto solo per motivi sociali, insomma, perché il settore giovanile può essere una fonte importante di crescita, di appartenenza della società se trovi dei giocatori importanti proprio padovani, può essere un elemento di prestigio perché una squadra con settore giovanile ha ottimi rapporti anche con le società più importanti di Serie A, perché insomma voglio dire, se prometti il giovane forte all'Inter o all'Atalanta, magari poi il giocatore forte dell'Atalanta che deve farsi le ossa ti viene a Padova invece che andare in un'altra piazza, per cui sono anche giochi poi sono dinamiche anche che esulano insomma dall'aspetto tecnico, ma sono parte del gioco. E il budget sarà quello che serve, quello che viene richiesto sulla base dell'obiettivo che ci si deve porre. Credo che anche se nella sua testa già ci sia parlare di budget, anche perché dipende appunto da molti aspetti, ad esempio Papu Gomez, l'avete detto voi, se Papu Gomez rimane è una cosa, se non rimane è un'altra, ma i soldi di Papu Gomez saranno spesi per altri giocatori, ecco, non sarà un risparmio nel budget della squadra, ma saranno dei soldi che verranno reimpiegati per prendere un giocatore ritenuto funzionale alle esigenze del Padova, magari in altri ruoli, ecco. Io l'anno scorso, per dire, anche se quest'anno non ha fatto bene, da tifoso e non da giornalista, mi sognavo di vedere, non so, un centrocampista tipo Bisoli, tipo Valzania, giocatori del genere, che gente esperta e poi Valzania è andato in una squadra che è retrocessa, Bisoli non ha fatto un granché, per cui magari i fatti mi hanno smentito, però questa tipologia di giocatori che vadano a completare i nostri giocatori della vecchia guardia. Vero? Scusa? Anche Bisoli mi sembra sia andato in una squadra retrocessa. No, Bisoli è andato a Cesena poi, però non ha fatto... No, Bisoli ovviamente sì. No, non ha fatto benissimo. Esatto, col Brescia sì. Esatto, però una mezzala di inserimento che segnava tanti gol, è un giocatore, insomma, adesso era la tipologia di giocatore, ecco, io credo che non dobbiamo pensare a tutti questi grandi nomi, eccetera, ma giocatori abituati alla categoria, che abbiano e che permettano anche di sostenere dei moduli un attimo più offensivi, anche questo è soprattutto. Benissimo, Claudio e Nick, avanti con le vostre domande. Se ne avete? Oppure osservazioni sui discorsi fatti? Ma guarda, io faccio 2 o 3 considerazioni. Alla fine abbiamo detto tutto. Sono convinto che al Triplice Fischio venerdì sia iniziato veramente il nuovo progetto del Padova, la nuova era, chiamiamola così. Deve passare un po' tutto, dal mio punto di vista, poi sentiamo se anche Andrea è d'accordo, da una parola chiave che è stabilità, secondo me, perché in Serie B abbiamo visto che a vivacchiare ci sono 2 strade nel progetto da prendere, che sono quelle o di valorizzazione di giovani, ma giovani di valore, scusate il gioco di parole, oppure andare a prendere giocatori di un certo spessore per dire ok, noi puntiamo ai playoff. Quindi sono un po', diciamo, delle decisioni da prendere a breve giro, insomma. Sì, insomma, perché appunto stare nel mezzo in Serie B abbiamo visto che è un po' rischioso, perché può capitarti, non so, l'annata così, che è quella che è successo a Frosinone l'anno scorso e quello che è successo allo Spezia quest'anno, e trovarti insomma in situazioni difficili.
bisogna evitare insomma di vivere così un po' di scosse così improvvise, che è quello che è successo secondo me negli anni scorsi, nelle scorse promozioni. Poi cosa c'è? Ci sono altri temi che sono quello, come diciamo prima, delle infrastrutture, dello stadio, del centro sportivo. Lì vediamo poi la famiglia Banzato come si adopererà. Chiaro che una famiglia della città che entra e acquisisce la squadra è un fattore importante, come diceva Andrea, anche controtendenza rispetto a quello che sta succedendo adesso nel calcio, e penso sia un vanto, insomma, deve essere qualcosa, un trampolino che ci porta ad essere una società stabile, strutturata in Serie B, insomma. Non voglio sentir parlare magari di Serie A, tra 2 anni siamo in Serie A, tra 3 anni secondo me il Padova deve puntare in questo momento, in questo inizio di nuova era, a essere una squadra strutturata in Serie B con sì, insomma, una realtà che poi comunque di conseguenza possa anche puntare a traguardi ancora più prestigiosi. Però deve essere una squadra che deve essere stabile in Serie B, insomma, strutturata, una realtà credibile, insomma, della categoria. Poi per quanto riguarda il mercato, lo so che è presto, invece avremo poi altre puntate. Secondo me, non so se Andrea è d'accordo, il Padova deve rinforzarsi a livello fisico, non voglio dire ruolo, questo, quello, non voglio, secondo me abbiamo un po' peccato fisicamente contro certi avversari quest'anno. Poi ho visto anche stasera la Juve Stabia che è riuscita a passare il primo turno playoff, eliminando il Modena, quindi il mercato va fatto non solo con i soldi ma anche con le idee, insomma. Beh, non mi stupisce poco questo risultato. Sentiamo Nick invece. No, ma infatti riparto proprio dall'ultima frase di Claudio, perché io ho visto la partita prima, Modena-Juve Stabia, e sinceramente qualche giocatore adesso ovviamente in bocca al lupo alla Juve Stabia, mi auguro il meglio per loro perché sono in una situazione molto particolare, molto difficile, però comunque penso a un giocatore come Correia. Un giocatore come Correia che alla fine non aveva mai fatto la Serie B e viene dal settore giovanile del Paris Saint-Germain. L'anno scorso giocava alla Triestina e già faceva gran differenza l'anno scorso, nonostante la terribile stagione che hanno affrontato a Trieste, per non parlare di quella di quest'anno, però è andato in Serie B alla Juve Stabia, la Juve Stabia ci ha creduto e quest'anno ha fatto una grandissima stagione, è stato il migliore in campo questa sera, il migliore in campo Correia. A proposito di fisicità che diceva Claudio, a noi mancava un centrocampista come Correia, secondo me, quest'anno. Magari mi sbaglio, però secondo me mancava un giocatore così al Padova. E poi penso, sinceramente, l'abbiamo citato prima, il Catanzaro. Catanzaro non ha speso tanto quest'anno. No, anzi, ha risparmiato. Assolutamente. È una società che non spende tanto, ma li spende bene i soldi. Loro hanno speso soldi il primo anno che sono stati promossi, hanno investito il primo anno e poi quest'anno hanno calato, hanno risparmiato, in effetti sono stati criticati per questo. Comunque molto meno rispetto alle big, Loro hanno fatto un grandissimo anno quando sono venuti in Serie B, che hanno fatto 90 e oltre punti, hanno fatto record di punti, e poi l'anno dopo è vero che comunque hanno investito, ma non come le big, e quest'anno... E quest'anno comunque hanno abbassato il budget, ma nonostante questo, complimenti, insomma, che hanno costruito una grande squadra, una grande società. Tra l'altro ho visto la formazione, che ho visto un attimo la prima mezz'ora prima di iniziare la trasmissione, avevano 10 italiani in campo e l'unico straniero era Antonini, brasiliano, di origine italiana. Quindi tanto di cappello al Catanzaro. Secondo me il Padova dovrebbe puntare a diventare una realtà al momento come quella, stabile, consolidata in B per qualche anno, e poi ovviamente magari fare il salto di qualità pian piano, perché noi, è brutto da dire, ma non abbiamo neanche una base solida al momento. Cioè l'entusiasmo che abbiamo visto, secondo me, in questo ultimo periodo, in queste ultime 2 stagioni, bisogna mantenerlo, perché comunque, ditemi se sbaglio, ma nelle stagioni precedenti non c'era tutto questo grandissimo entusiasmo generale, perché vabbè, venivamo da risultati non troppo soddisfacenti per una piazza come questa, però comunque adesso che c'è entusiasmo, stiamo ricostruendo un po' una
base solida di tifoseria, bisogna partire da questo per comunque riempire sempre lo stadio e magari appunto aumentare la capienza, avere una base dal quale partire per poi costruire qualcosa di grande. Non siamo pronti onestamente per andare in Serie A adesso, secondo me. Poi ovvio che se dovesse capitare l'annata super, bene, ma può essere, come diceva Andrea, che rischi dopo di fare una stagione alla Pisa, secondo me. Cioè bisogna stare attenti, è meglio forse fare 5 stagioni come il Catanzaro che una come il Pisa, forse. Non so se siete d'accordo. Sì, no, è vero. Guarda, mi hai dato lo spunto del Catanzaro proprio per dire questa cosa qua, che prima non siamo riusciti a sviscerare, no? Il Catanzaro hai appena detto tu che ha un budget molto lontano da quello delle prime della classifica, però il molto lontano dalle prime della classifica vuol dire più del doppio di quello del Padova, e che, se non ricordo male, viaggia sui 17-18 milioni di budget, quindi già questo ti dà un po' un'idea. Se prima non abbiamo voluto fare le stime, già questo ti fa una stima di Sì. per sé, no? Per arrivare su quell'attacca là, l'attacca di Catanzaro, l'attacca di Modena, l'attacca di Avellino, devi stare sulla quindicina di milioni. È realistica secondo me. Sì, li metterà tutti adesso, non lo so, li metterà un po' sì e un po' l'anno prossimo, vedremo, però quella è l'attacca per la crescita, no? Però se c'è una base da cui partire, ti costa meno poi, Esatto. Ricordiamoci quello, perché se tu devi rifare ex novo tutto ha un prezzo. È vero che ci sono gli ingaggi da pagare, per carità. Ma quello che mi sento di dire è che, ad esempio, una situazione come quella di Delli Carli quest'anno non succederà, perché in fusi della situazione magari che può avere le offerte da una piazza di B ambiziosa, tutto sommato dice: a chi me lo so fare, a parte che lui sta benissimo a Padova, ma voglio dire, adesso ragionando al di là dei sentimenti, è ovvio che Padova diventa una piazza ambita, anzi arriveranno un sacco di telefonate ai procuratori a Padova per piazzare i propri giocatori qui. Ci sarà da scegliere, non più che da chiedere, perché si sa benissimo che figura è Banzato, che potenzialità economiche ha e quindi quali sono le prospettive, perché comunque bello o brutto uno stadio c'è per garantire determinate capienze. La piazza è importante e ci sono tutti gli elementi per pensare appunto a un qualcosa di positivo, per cui anche questo aiuta magari nella crescita. Comunque sono d'accordo nel concetto di strutturarsi sia fisicamente che in senso generale, inteso come società, come squadra, e che questo è il primo passo rispetto a questo anno di apprendistato che è finito bene ma che ci ha fatto un po' tribolare alla fine. Sì. Corrado, ci sono domande dalla chat? Allora, fammi un attimo vedere. Corrado è la nostra velina. Sì. La nostra velina della trasmissione. Hanno anche le forme 30, 60, 90 come Carcarlo Pravettoni. Sì. Allora, Tommaso Luise dice: speriamo Acciaierie Venete diventi anche sponsor di maglia, così leviamo quei patacconi inguardabili che abbiamo adesso. Considerazione che condivido. A me le maglie moderne con 100.000 sponsor no, è una maglia dove c'è il logo così grande che si vede il colore della maglia sotto in mezzo, ecco, diciamo. Poi Pier Antonio, chiedo al Super Miola se l'ipotesi di ritornare al centro sportivo Euganeo sia la più probabile. Allora, rispondo per quello che ha detto ieri Banzato, è una delle ipotesi più probabili, insieme a quella di un ampliamento del centro Geremia Laguizza con ulteriori campi rispetto a quelli dove si allena il Padova verso l'Amusement Park, quindi verso Conselve, per capirci, sono nella parte che va di là. Esatto, lui ha ammesso di non essere ancora andato in tempi recenti a vedere in che stato è Bresseo, però rispetto alla possibilità di un centro sportivo vicino a Leuganeo, che comunque non gli dispiaceva, dichiarava che per questioni di tempo forse sarebbe meglio andare su soluzioni già, diciamo, più vicine a un compimento, quindi in cui si potrebbe arrivare prima alla conclusione dei lavori, degli interventi. Quindi Bresseo è un'opzione, anche se l'impressione è che adesso si punti più a un sistema. Credo comunque alla Guizza già faranno dei lavori anche sui terreni di gioco, vogliono modificarli perché
il fondo non era eccezionale per gli allenamenti Però di calcio. perdonatemi se sbaglio, però mi pare di capire che ormai nel calcio chi vuole fare calcio insomma a livelli seri in genere ha un centro sportivo per le giovanili e un centro sportivo per la prima squadra, tipo il Frosinone, giusto? Ci Quindi possono essere anche diverse combinazioni, cioè mi viene da pensare che forse qualsiasi soluzione che si vada a percorrere adesso in quel senso possa essere comunque una soluzione tampone per arginare l'emergenza che c'è della mancanza di un centro sportivo, ma che poi si vada a puntare anche su un progetto più grosso col tempo O può essere che la guizza venga utilizzata all'inizio, in un futuro si possa risistemare Bresseo e poi i campi della guizza magari vengono usati per le giovanili anziché per la prima squadra o viceversa. Sono possibili opzioni in campo. Comunque ecco, tra le varie situazioni sono quelle che lui ha dato come più probabili, più possibili o più oggetto dei suoi pensieri, diciamo. perfetto. Poi Robby ci dice: dal pescare al retrocesso si potrebbe prendere il loro centravanti. Non mi dispiace Di mica Nardo. come idea. Non mi Di dispiace Nardo. mica. Di Nardo? No, quell'altro. No, Di Di Nardo, il Nardo, centravanti, Di centravanti, Sì, ha sì. 14 gol. No, pensavo dicesse Insigne. No, Di No, Nardo. no, il centravanti. Ok. Antonio Di Nardo, omonimo. Esatto. Abbiamo un altro Antonio Io speravo Di che Nardo. retrocedesse egoisticamente Lentella per prendere Tiritiello, che gli faccia la tira da 3 anni e non è ancora qua. Per me Che stava per arrivare a Padova, se vi ricordate. Sì, lo stava per prendere se dal fosse Lucchese. stato trattato 2 anni prima sarebbe arrivato, perché ricordatevi che il primo Gurlian eravamo a livelli di prendere Biasci che non serviva per toglierlo agli avversari, come faceva il Milan di Berlusconi con Lentini di Napoli e compagnia bella, se vi ricordate. Quindi Gurlian ne ha spesi i soldi, Gurlian ha spesi i soldi, che poi a un certo punto ha detto basta. Sì, E quindi a un certo punto in poi da di... tanti a 0, non ha voluto sentire vie di mezzo. Certo. Poi Robby sempre dice: Frosinone va su e giù dalla B alla A, in anno neanche così non va bene. Io però credo che sia un'ipotesi che potrebbe verificarsi anche in futuro e che è inutile sputarci sopra. No, infatti, anche il Venezia è andato su di anno in 4 volte e di anno in anno è retrocesso subito, voglio dire. È comunque uno step di crescita, cioè non puoi sputare sul piatto dove mangi. Cioè, l'importante sarebbe non fare A, B, C1, C2 come abbiamo già fatto. Esatto. Fare A, B è tutta un'altra storia, insomma, cioè non sono step che si possono né escludere perché poi ti capitano, né neanche schifare, perché comunque anche questi sono step di crescita in una società, insomma. Però dipende come ci vai in A e come torni giù, perché se fai come il Pisa, ragazzi, è dura dopo. Sì. Non so, forse a Pisa hanno fatto un po' il passo più lungo della gamba. Diciamo che non se l'aspettavano neanche di andare su, onestamente. Sì. Ma quello che faceva l'Atalanta per Cassi, cioè sì. Saliva, retrocedeva, saliva, insomma. Anche il Brescia, quante volte l'ha fatto il Brescia? Esatto. Sì, finché l'Atalanta ha spiccato il volo, il Brescia ha spiccato il volo. Esatto, sì, il Brescia è atterrato. Poi vabbè, Paolo Boccardo dice: ma secondo voi Mister Abate potrebbe essere il prossimo allenatore? Ma c'è la possibilità. Vai, questo è un bel quesito. Ma non so darvi una risposta. È un bel quesito quello dell'allenatore, non tanto se resta o meno Breda, ma anche sui vari nomi che circolano. C'è Abate, c'è Zanetti, c'è Possanzini, si parla di Modesto, i vari nomi girano, insomma, adesso che era Dionisi anche adesso, mi pare. Zanetti, non Dionisi, Zanetti. Zanetti sì, è stato... Zanetti, Guido Pagliuca ho visto anche. Pagliuca che però appunto era già stato un po' trattato al momento dell'esonero di Andreoletti, per cui se non ha detto sì in quel momento non lo so, penso fosse l'unico a cui erano disposti a dare 1 anno e mezzo di contratto, diciamo, in quel momento, ma proprio perché volevano tenersi le mani libere
per la pianificazione di questa stagione, della prossima. Sì, allora secondo me Abate è un allenatore interessante, fa giocare bene le sue squadre, gioca col 3-5-2, quindi non vai a stravolgere l'impianto della squadra. Quello che mi fa strano è che comunque lui ha bisogno di gente giovane, gente che corre, che va su e giù per il campo come degli assassini, e noi abbiamo una delle rose attualmente più datate della Serie B. Bisognerebbe rinforzarla e ringiovanirla non poco questa squadra per tenere botta al gioco di Abate, quindi non basterebbero quei 3, 4, 5 giocatori che si parlava prima, ma ne servirebbero ben di più. Un po' di più. Sì, sì, bisognerebbe... Ma comunque secondo me saranno 9-10, comunque molti nuovi. Sì, no, è che prima si parlava che c'è l'ipotesi di cambiare pochi giocatori, e quella di cambiare... Sì, secondo me qua c'è... se prendi uno come Abate devi rinnovare la squadra più profondamente, ecco. Comunque ricordiamo anche la situazione della Juve Stabia, che potenzialmente Abate potrebbe venire anche con suoi ex giocatori. Sì, non mi farebbe affatto schifo, dire la verità. Penso a Carissori, penso a Mosti. Mi permetto di osservare che Abate è meglio da tecnico che da giocatore. A me piace tanto Correia, non so perché, mi piace proprio tanto quel centrocampista. Sì. Comunque ambito da varie squadre, Abate non è facile averlo. Sampdoria anche ho letto. No. E invece questa la domanda la faccio io. Un'eventuale riconferma di Breda come la vedi? Ma anche qui sono un po' in difficoltà, nel senso che un allenatore che fa 4 vittorie in 6 partite in una situazione così difficile merita grande attenzione. Paradossalmente appunto è stato scelto, oltre che per l'esperienza, perché è abituato a subentrare, proprio per il fatto che non aveva chiesto null'altro che non fino a giugno, e quindi proprio per avere appunto le mani libere nella pianificazione di questa stagione. Secondo me li sta mettendo in difficoltà adesso, perché devo dire, sul piano del gioco, e non poteva essere altrimenti, perché comunque è subentrato, non ha avuto molto tempo per lavorare, non ho visto grandissimi miglioramenti. C'è stato il fattore della curva nuova, che sicuramente ha portato un entusiasmo, un vigore, l'effetto scossa famoso, no, di cui si parla quando c'è un cambio allenatore, magari questa volta è stato dato dalla curva. E mi verrebbe da dire paradossalmente che il fatto che la curva non sia stata inaugurata col Palermo ma con l'Empoli, forse alla fine per il Padova è stato meglio così, perché in quel momento c'era bisogno di un qualcosa che rompesse quella situazione, che è il famoso sasso che fa venire i cerchi, no, nell'acqua. E quindi è un allenatore che può meritare attenzione. Ecco, io quello che posso dire è che ho apprezzato molto l'intelligenza con cui è entrato in questo gruppo, sapendo benissimo quanto era amato Andreoletti, e ha saputo toccare i tasti giusti sia nei confronti della squadra che nei confronti dell'ambiente. Quindi, anche se negli ultimi anni è tanto tempo che non parte dall'inizio, un minimo di chance, di considerazione nei suoi confronti quantomeno lo merita. Poi non so se questo porterà a una sua conferma, però non è un discorso da liquidare il 4-4-8. Ecco, diciamo che, come si dice che i giocatori devono mettere in difficoltà, no, l'allenatore nelle scelte, questa volta è l'allenatore che sta mettendo in difficoltà la società nelle proprie scelte. Ecco, mettiamole su questo piano. Sì, io sono rimasto colpito dal fatto che si sia come si dice, offerto lui stesso come prossimo allenatore, che abbia detto: mi piacerebbe per una volta guidare, non dico una Ferrari ma un Audi, che è una dichiarazione anche abbastanza indicativa, che secondo me fa anche capire che lui ha già capito cosa gli si chiederebbe e quali sono le prospettive. Quali sono le prospettive. Ma quando mai all'inizio di maggio già si sa dove va in ritiro la squadra? E quando? Vabbè, per il Padova è una novità. Vi pare poco? Il campionato è finito 5 giorni fa, già grosso, si sa dove va in ritiro. Passo avanti. Capite? Queste sono piccole cose, ma che la dicono lunga su come si sta lavorando, su come magari prima si faceva le trattative per trovare la soluzione, risparmiare qualche euro, eccetera. Adesso
si decide e si va e si fa senza tanti fronzoli. Ma C'è io una infatti direzione. ti dico la verità, sono anch'io, perché ho visto anch'io la carriera di Breda, che è uno che ha sempre fatto bene da subentrato, quasi mai quando ha cominciato la stagione, anzi penso se abbia collezionato solo esoneri quando ha cominciato la stagione. Da un altro punto di vista dico, per quel che ha fatto vedere dal punto di vista umano, con una dirigenza chiaramente che intende investire, no, non da fare una squadra da Serie A, ma da stabilizzare la società, io quasi quasi un'opportunità gliela darei, perché secondo me dal punto di vista squisitamente umano la merita. Dopo possiamo discutere del gioco, di tutto quanto, però parlando proprio della persona, io proverei a dargli un'opportunità. Non lo so, io quando Mirabelli ha messo questo contratto non hanno fatto opzione di rinnovo in caso di Nulla. salvezza, nulla, quindi lui è arrivato già a scadenza, diciamo. Sì. Nelle settimane successive hanno continuato a domandargli questa cosa, ma se ci salviamo rimani, cioè lui all'inizio proprio non ne voleva neanche parlare, poi incalzato continuamente anche da voi giornalisti che dopo ogni vittoria gli chiediamo ma allora si è speso un po' di più, insomma, anche Ma è naturale che gli pungolato da questa farebbe, cosa, cioè, però lui effettivamente era entrato a punta di piedi, è no, ma non ci naturale penso secondo non me ci che gli penso farebbe neanche piacere. È adesso. naturale che gli farebbe piacere Sì, sì, rimanere. è chiaro, Cioè, ma io credo era che partito lui, proprio assolutamente, ma no, pensiamo solo a salvarci e poi si vedrà. E io invece credo adesso che lui delle capacità le abbia, anche perché comunque anche fare il motivatore è una capacità, sì, e magari sei nella situazione ideale, è capace, cioè in fin dei conti ragazzi, ricordatevi, noi siamo andati in Serie A con Mauro Sandreani, Da secondo. cioè sì, non è vero. era, sì, non era un top allenatore dell'epoca, No, la Fiorentina, chi è che allenava la Fiorentina quell'anno? Radice. dice. Il Brescia aveva Lucescu, che in Romania è considerato ancora oggi una sorta di mito, una sorta di Sacchi rumeno. Noi avevamo Mauro Sandreani, che però aveva creato l'alchimia giusta con il gruppo. Sta a vedere, magari ci riesce anche Breda, non si sa mai. Sì, io reputo poco probabile, però vedremo, insomma, ecco. Comunque, ti chiedono un'altra domanda a te, Andrea. Allora, altre ancora 4 qua. Allora, la considerazione di Gianmarco Donato: dal nome dell'allenatore si capirà l'ambizione della società. Ma Spero anche questo. non lo so Non perché sono proprio d'accordo. neanch'io, cioè sì, è importante l'allenatore, però ogni allenatore poi ha la sua storia, magari ci sono annate in cui gli va tutto bene, annate, pensate a Possanzini, no? Che era, Sì. si è parlato benissimo di lui, però anche lui alla fine è stato esonerato e chi è subentrato a Mantova, che aveva un compito non facile, ha fatto decisamente bene, no? Modesto. E la storia dell'allenatore sono veramente strane, perché appunto ci sono annate che hai tutti i presupposti per far bene, le cose non vanno come devono andare, altre annate che un po' balordi invece poi si rivelano positive. È molto strano il calcio da questo punto di vista. Robin ci fa notare che con la riconoscenza siamo retrocessi 6 anni fa a dicembre, con Bisoli eravamo già in C, ma qua non è un discorso di riconoscenza il mio, è un discorso che vedo comunque un allenatore che sa inserirsi in un gruppo, che ha l'intelligenza anche per poter gestire situazioni delicate, e quindi da quel punto di vista lì ci faccio un pensierino. Poi è chiaro che avrai delle perplessità sotto tanti altri aspetti. La mia era una considerazione dal punto di vista puramente umano, ecco. È che non è che tieni l'allenatore al martedì e lo cambi al venerdì. Si fa una scelta che si va avanti minimo metà campionato, insomma, prima di... Si spera anche di andarci avanti tutto, ecco, salvo Appunto. che non ci siano situazioni dove sei praticamente obbligato a intervenire per dare una scossa. Comunque chiudo con Alessandro Simonetto che chiede a Miola se si sa qualcosa sull'aumento della capienza dello stadio Euganeo. Una domanda interessante. Allora, di sicuro intanto verranno sfruttati
tutti quei posti della tribuna est e della tribuna ovest che attualmente non possono essere utilizzati perché mancano i seggiolini. La Serie B richiede i seggiolini e solo una partita all'anno si poteva derogare, l'hanno usato il derby di andata col Venezia. Quindi da quello che ho capito quegli spicchi alle varie estremità delle due tribune intanto verranno occupati. La ovest nord e la est nord che sono Esatto, lato nord. sono 1800 posti in totale. Sì, quindi si arriverà intorno ai 13.500 posti. Poi per la tribuna, per le gradinate, le parti superiori, si diceva ieri che basta mettere, l'aveva detto il sindaco, che bastano i tornelli, gli steward, cioè quegli aspetti, però credo che la gradinata sopra i seggiolini non siano norma, non lo so adesso, lì non mi ricordo, anche perché è una vita che non vengono sono quelli piatti ancora senza schienale, sì, sopra. Allora bisogna sostituirli per poter avere, però non lo so, da come diceva il sindaco sembrerebbe che forse, non lo so sinceramente, non sono convinto su questa cosa dei seggiolini, sai perché? Perché comunque in tribuna est ci sono ancora migliaia di quei schienali piatti, diciamo. Probabilmente quando fai la curva nuova e devi attrezzarla sei obbligato a metterle quelli con lo schienale, come in curva sud, dove ce l'hai già puoi mantenere quelli precedenti, probabilmente. Forse bisogna vedere la normativa cosa dice in questo che poi è una regola abbastanza assurda, perché che senso è in una curva che si sa che i tifosi stanno in piedi? No, infatti. Si sono già mezzi rovinati, sentito che i seggiolini già molti sono saltati. È un delirio, sì, no, ma ti dico, poi la gente che si cappotta a ogni gol, si cappotta giù, va giù. Tu pensa che in Germania mettono i seggiolini semovibili, che li tolgono per le partite, li rimettono per i concerti. Esatto. Sì, cioè fanno queste di troppo, Corrado. Mi rendo conto di vivere un po' in un'illusione. Comunque già porsi il problema che 13.500 posti siano pochi è un bel problema. Sì. Se ci pensiamo da dove si partiva e com'era la situazione qualche anno fa. Scusami Andrea, ma per quanto riguarda le gradinate superiori, parliamo solo della tribuna est intanto, poi ci vedrà anche la ovest, ma i tornelli esistevano già in precedenza, però non erano più operativi? Credo di sì, non so se poi il questore di turno chiede ulteriori potenziamenti, non lo so, però di principio dovrebbero esserci già. Per l'ingresso superiore? Ma possono essere usati anche per quello, perché alla fine gli ingressi sono gli stessi, solo che si fa una rampa di scala in più, no? È vero, quindi, è vero. Di principio i tornelli già ci sono, allora o si deve arrivare un po' prima perché i tempi sono più lunghi, oppure si può raddoppiare ogni tornello, eccetera, però è una cosa non costosissima, non complicatissima, ecco. No, se i tornelli sono gli stessi, perché parti dalla base, ovviamente dal piano terra, evidentemente sì. Forse si tratta solamente di riassettare un po' un settore che era stato lasciato in piccioni per 10 anni. Quello c'è bisogno di fare. Però per i concerti vengono usati, quindi comunque qualcosa già l'hanno fatto. Bel coraggio chi va a sedersi su quei settori là, veramente bisogna pulirli con lanciafiamme prima di sederci, sì. Comunque sì, è fattibile con un po' di messa in opera e anche dei bagni, questi servizi qua e degli steward, quindi sono cose affrontabili, insomma. Sono sempre i raccordi di collegamento fra curva delle due tribune. Quello è il famoso secondo stralcio dei lavori della curva che sono stati promessi, vedremo un attimo quando partiranno e in che modalità verranno realizzati. Sì, infatti, ne parleremo la prossima puntata perché faremo vedere anche un video della riunione dove c'eri anche tu, Andrea. Quale ti riferisci? Ah sì, certo. Certo. Dove abbiamo parlato dello stadio. Con l'architetto Buratori, che è quello che ha progettato la nuova curva. Vi parleremo appunto del progetto presentato per l'ampliamento dello stadio, per il completamento dello stadio, anzi. E quindi vi faremo vedere anche qualche disegno, qualche mappa a questo proposito. E poi infine ultima, poi chiudiamo perché mi sa che non ce ne sono altre. Sempre Paolo, la stagione prossima si potrà andare a Vicenza, Verona e viceversa secondo voi, o si dovrà sempre aspettare l'ok del questore?
e di rimando Robby gli dice: pensate, un Padova-Verona o Padova-Vicenza non basteranno 20.000 posti. Beh, sentiamo un Vabbè, po'. 2 derby. Non voglio pensare a derby senza pubblico, proprio non voglio proprio pensarci. No, Ma no, neanch'io, ma però purtroppo sappiamo che queste sono decisioni che dipendono un po' anche dalle lune. Allora, per quanto penso io, cioè a Vicenza ci siamo andati, loro sono venuti Esatto. qua dopo che c'è stato quel fattaccio delle pietre sugli autobus, delle Esatto. pietre, sì. loro sono venuti Esatto. qua comunque, anche se ci sarebbero stati gli estremi per evietargli la trasferta, e noi siamo andati là l'anno dopo, quindi non Vero. vedo provvedimenti ostativi, perché se già ci hanno fatto andare dopo il casino, non mi immagino che l'anno prossimo proibiranno apposta. La stessa cosa dicasi per il Verona, mentre probabilmente le situazioni tipo quelle di Venezia, ma non ci interessa più, No. di Cesena e di Pisa e di qualche altra squadra possono invece essere ancora soggette a limitazioni della trasferta. Quello sì. Dipende un po' anche che l'una è il governo, sai. Non è questione di governo, sono questioni dei singoli questori e Sì, no, ma dell'osservatorio. anche che direttive arrivano dal ministero, perché se il ministero dà direttive di un certo tipo, loro vietano il più possibile. Se il ministero dà direttiva di essere un po' più tranquilli, allora Sì, ma fanno anche meno il divieto. GOS e tutti questi organismi qua si gestiscono durante un anno, il governo ci mette bocca, se succede un casino particolare, però... che allora dicono da adesso in poi dateci. Ma non è, cioè tu vedi bene che alla fine hanno una logica molto spesso nel vietare, cioè hanno vietato partite fra tifoserie e gemellate, voglio dire. Sì, no, vabbè, veramente Quindi ridicolo. lì è proprio, secondo me, a seconda delle direttive che hanno. Se ti ricordi, i primi anni 2007-2008 vietavano tutto. Vietava derby, tutti vietati, poi ha cominciato pian piano ad aprire e bisogna capire che lune ci saranno, secondo me. Comunque la cosa paradossale della passata stagione è che nel momento che il Padova ha finito gli interventi nella curva ospite richiesti dal questore sono iniziati gli inviti. Cioè sembrava quasi a punire la società del fatto che si è fatto proprio spesi i lavori. Sì, ridicolo. E fate i conti che ogni trasferta vietata a tifoserie importanti per numeri come il Venezia e Cesena significava 30.000 euro in meno nelle casse della società. Una società che stava molto attenta al denaro, per cui insomma è stato un danno non differente, per carità. In certi casi ci può stare la decisione, però insomma c'era qualche perplessità oggettivamente. Certo, oggi abbiamo parlato di società, di calcio Padova, però ce ne sono di attori in questa città che ne hanno combinate di tutti i colori, comune, istituzioni, questore, eccetera, eccetera, ma non è l'argomento del giorno, certo ci torneremo prima o poi. Io direi che siamo arrivati... Voglio leggere, scusami, un ultimo intervento, perché vorrei fare una domanda ad Andrea dopo. Vai, dopo leggo. No, vabbè. No, siccome non avremo Andrea con noi la prossima settimana o comunque quando parleremo del discorso dello stadio, giusto? Volevo solo chiedere una cosa. Visto tutto quello che abbiamo saputo fino adesso, comunque, visto che stiamo iniziando una nuova era finalmente con Banzato e c'è l'idea al momento, teoricamente, anche secondo quello che ha detto il figlio di Alessandro, l'idea sarebbe quella teoricamente di rimanere per diversi decenni, si spera, no? Per quanto riguarda la proprietà di Banzato. E l'ha ribadita ieri anche papà. E secondo te, Andrea, quanto è possibile o realistico che in futuro, ovviamente adesso è impossibile, però in futuro quanto è realistico secondo te, realistica l'idea che un giorno l'Euganeo passasse sotto la loro proprietà? Se si parla di una presenza al vertice del Padova per 30 anni diventa una cosa realistica, perché hai tempi per ammortizzare la spesa sostenuta, e quindi lui ha parlato di una lettera ufficiale mandata venerdì alla sede al comune, in cui si chiede un incontro per definire la questione stadio, che possa essere anche un comodato, che sarebbe un prestito
che è diverso dalla concessione, che è quella che è attuale. Il comodato vuol dire comunque che viene dato al Padova, ma non è una concessione, sono due tipi di contratto con diritti e doveri differenti, ecco, oppure addirittura una vendita. Certo, una vendita bisogna vedere, insomma, perché comunque potrebbe essere, allora, per motivi di conti pubblici, di Corte dei Conti, non puoi regalarlo, però è ovvio che uno stadio comunque è anche un motivo di spese, di manutenzioni, di grossi interventi, per cui non è che uno debba spendere 30 milioni, ecco, per prendere uno stadio che costa tanto nella sua gestione, nella sua manutenzione, e quindi bisogna trovare quella giusta via di mezzo che tenga al riparo appunto dai danni erariali dell'amministrazione pubblica e che invece possa rendere remunerativa l'operazione per la società. Anche se pensi che il progetto originale di Lugano era costato 80 miliardi all'epoca, negli anni 90, 80 miliardi di lire. Adesso si parla di un progetto di ristrutturazione per il completamento di 30 milioni di euro. Non è molto lontano da questa cifra, tenuto conto che c'è ammortamenti in questi ultimi 35 anni e decadimento del valore di un immobile che ovviamente sta invecchiando anno dopo anno e neanche tanto bene. Quindi sì. Cioè, il valore non è certo quello, insomma, ecco. Ma come ho già detto più volte oggi, solo il fatto che si ponga già la questione da una persona che non spara, ecco, vuoto tanto per dire qualcosa, è già positivo. Comunque che ci sia una volontà di affrontare il tema, ecco, poi quale sarà la soluzione migliore sarà oggetto delle interlocuzioni tra le parti in causa e le valutazioni anche che verranno fatte, però insomma è già importante, insomma, che ci sia un'attenzione subito fatta. Ribadisco, una persona di Padova non può vendere fumo, perché lui vive a Padova, lui ci tiene a far bene, questo è un aspetto importante. Perfetto, siamo arrivati al minuto 116. No, io volevo dire quella cosa. Vai. Purtroppo mi si è anche scaricato il telefono, quindi se qualcuno dei ragazzi ha sotto mano la chat e vuole vedere se ci sono altre domande, io avevo letto una interessante di tale Matteo che diceva di aggiungere i 200-300 posti che mancano alla curva in modo da aumentare un po' la capienza, e che sarebbe anche ora, perché io lo propongo stesso, ma sì, avere come sapete io ho la 104, quindi no. Avere una curva nuova appena aperta a norma e poi avere automaticamente anche la capienza limitata, sia pur di poco, è veramente abbastanza ridicolo. È vero che è stato fatto per un discorso di visibilità della prima fila, ma non ha senso. Tanto poi la gente si mette dove vuole, come vuole, in piedi, nessuno gliene frega niente con quei seggiolini. I posti sono stabiliti in funzione dei posti a sedere, no? La capienza, per cui sapendo che poi si sta in piedi comunque ce ne starebbero di più, è ovvio. Certo. Però ci sono le normative, ecco, l'unico è mettere i seggiolini formalmente anche nei posti sulla carta con meno visibilità e poi si va a ovviare con quel discorso lì. Penso che ci ragioneranno sopra. Direi di sì, se pensano, spero che lo facciano, insomma, perché c'è grandissima richiesta di ulteriori posti in Curva Sud. Ragazzi, ci sono altre domande in chat? No, mi sembra che sia l'ultima questa dei seggiolini aggiuntivi, quindi io direi che siamo arrivati al minuto 118 e andiamo quindi in chiusura. Oggi abbiamo sforato le 2 ore. Sì, ma abbiamo un ospite importante, ne abbiamo approfittato, abbiamo sfruttato Andrea veramente oggi. Ma è stato un piacere, guardate, volentieri, quando volete sono sempre qua. Perfetto, andiamo un attimo in chiusura. Allora, no, questo lo saltiamo. Eccoci qua. Siamo ho preso un infarto. Siamo ai commenti finali e quindi niente, Andrea, grazie ancora della tua partecipazione, del tuo contributo. È stato molto interessante quello che ci hai detto, ci hai dato degli spunti di riflessione anche e soprattutto su quello che potrà essere il futuro del calcio Padova, quindi grazie di tutto e ti salutiamo e chissà se ci sarà occasione anche un'altra volta di rivederci qui in trasmissione su Pub Live, volentieri. Grazie Andrea. Quindi... complimenti ancora. Grazie a voi, grazie di tutto anche da parte mia. Perfetto, quindi da Harry, Nick, Claudio e Corrado di Pub Live vi salutiamo e diamo appuntamento a martedì prossimo. Ciao a tutti.
Ciao ciao. Ciao a tutti.